Allora, buongiorno a tutti. Direi che possiamo cominciare e innanzitutto ringraziamo tutti gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa. Grazie anche a tutti coloro che sono collegati sia sul link che in diretta Facebook. E per entrare subito nell'argomento, l'iniziativa che promuoviamo oggi vuole prendere in esame quanto è successo in un anno e poco più nella sanità e soprattutto nei cittadini che sono stati messi a dura prova in una situazione di pandemia che ha fatto emergere le situazioni veramente drammatiche che tutti abbiamo ancora sotto gli occhi. Il bisogno di assistenza, l'urgenza e la certezza delle cure hanno portato i cittadini a rivolgersi solamente in ospedale, meglio direttamente ai pronti soccorso, come unico punto di riferimento, intasando così tutti gli ambulatori e mandando in crisi definitiva il sistema che vacillava da tempo. L'assistenza territoriale purtroppo non è stata in grado di rispondere allo stato di bisogno. È evidente e più che mai necessario rafforzare il sistema sanitario pubblico, riprogrammando l'organizzazione sanitaria con il supporto delle risorse che arriveranno dal Recovery Fund. È necessario creare strutture territoriali nelle quali siano integrati diversi servizi per garantire una migliore presa in carico dei pazienti a partire proprio da quelli cronici. Solo per titoli, alcuni punti della riforma contenuta nel piano di ripartenza e resilienza inviato dal governo all'Unione Europea per ottenere le risorse da investire fino al 2027 in tema di salute, di coesione sociale e territoriale, rispettivamente riportati nelle missioni 6 e 5. Case di comunità, ospedali di comunità, organizzazione integrata delle cure domiciliari e telemedicina, COT, centrali operative, medici di medicina generale che sono necessari e fondamentali per la riuscita del nuovo impianto, sostegno alle persone vulnerabili, riconversione delle RSA, legge quadro sulla disabilità, sistema degli interventi a favore degli anziani. Su questi temi e non solo, cedo la parola a Paolo Righetti, segretario regionale della CGIL del Veneto. Paolo, a te. Innanzitutto grazie a tutte e a tutti voi per la vostra partecipazione e un ringraziamento particolare alle nostre ospiti e ai nostri ospiti. All'assessore Raffaele Donini, che adesso non c'è, si collegherà tra poco, l'assessore dell'Emilia Romagna, al quale per la sua esperienza e soprattutto per la sua recente responsabilità come Presidente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, chiederemo di portarci il suo contributo alle nostre sollecitazioni e di fornirci un quadro aggiornato su quali sono gli indirizzi e le proposte che stanno emergendo nella Conferenza delle Regioni e sullo stato del confronto con il Ministero e con il Governo per quanto riguarda le politiche e gli interventi che si intendono, si prevedono di adottare per rafforzare, almeno questo è il nostro auspicio, in modo strutturale il sistema sociosanitario a tutti i livelli, soprattutto guardando anche alla filiera dei servizi territoriali. Poi saluto il nostro assessore regionale alla sanità e al sociale, che anche Manuela Lanzarino mi pare ancora collegata, ma si collegherà sicuramente tra poco, con cui vogliamo interloquire avanzando le nostre proposte e indicando le nostre priorità per la programmazione e per la gestione regionale. Tra l'altro anche la Regione Veneto partecipa attivamente alle commissioni che stanno lavorando alla progettazione, alle riforme proprio in questo ambito, nell'ambito della Conferenza delle Regioni. Il professor Vincenzo Rebba, che oramai tutti conoscete, che abbiamo invitato per la sua competenza accademica su questo ambito e perché da diversi anni è il supervisore di un percorso scientifico di ricerca e aggiornamento continuo dell'IRS CGIL, diretto da Gino Canale, sull'evoluzione appunto del sistema sociosanitario veneto. L'ultimo rapporto di ricerca, integrazione organizzativa e integrazione dei servizi sociosanitari nella regione Veneto,
redatto dalla professoressa Barbara Bonvento con la collaborazione di Manuela Nicoletti, è un lavoro prezioso di grande qualità e rigore scientifico che ha appunto indagato su questa evoluzione. Oltre a Vincenzo, anche Barbara, mi pare anche Manuela, ma non sono sicuro, e Gino sono qui presenti all'inizio. Bisogna chiudere i microfoni. Sono qui presenti alla nostra iniziativa e colgo l'occasione per ringraziarli ancora per il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione. In particolare la ricerca ha indagato sui processi di integrazione tra ospedale e territorio e sulla filiera dell'assistenza territoriale, analizzando l'insieme dei bisogni e il loro grado di copertura, evidenziandone gli aspetti positivi ma anche le criticità e soprattutto gli interventi prioritari che servono per rafforzare la programmazione e l'offerta dei servizi. Uno strumento di analisi che per noi è particolarmente utile, è utile anche per la nostra azione sindacale ed è uno strumento che mettiamo anche a disposizione del confronto pubblico su questi temi. Poi ovviamente il professor Vincenzo Rebba entrerà più nel merito degli elementi principali della ricerca. Poi saluto i segretari della CISL e della UIL del Veneto, Cinzia Bonan e Mario Ragno, che ci porteranno il loro contributo su uno degli ambiti più importanti per la nostra azione di rappresentanza e di tutela complessiva di tutti coloro che rappresentiamo e che vogliamo rappresentare. Da anni stiamo sviluppando insieme proposta e iniziativa sindacale, a cui sono sicuro che sapremo dare continuità e ancora più incisività, declinando in modo organico a livello veneto i principali obiettivi che abbiamo definito nella piattaforma nazionale unitaria. E ovviamente saluto la nostra segretaria nazionale Rossana Dettori, che concluderà i nostri lavori collocando il nostro approfondimento e la nostra rivendicazione nel quadro più generale delle dinamiche, delle prospettive, delle risorse disponibili a livello nazionale e europeo e soprattutto degli obiettivi strategici per la CGIL e per il sindacato unitario. L'impatto e gli effetti della straordinaria emergenza sanitaria che ancora stiamo attraversando hanno accentuato limiti e carenze che erano già presenti nel sistema sociosanitario. Hanno messo ancora più in evidenza l'importanza fondamentale della filiera dell'assistenza territoriale e dei processi di integrazione sociosanitaria. Fondamentale sia come fattore di resilienza alle crisi emergenziali, sia come esigenza strutturale per garantire compiutamente il diritto alla salute, l'accesso universale alle prestazioni, l'efficacia e la qualità delle risposte ai bisogni crescenti di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di assistenza di una popolazione tra l'altro con età media sempre più elevata che comporta un adeguamento complessivo delle politiche di welfare. Ma su quest'ultima evoluzione sarà poi Elena Di Gregorio, il nostro segretario generale dello SPCGL del Veneto, ad approfondire il tema. Anche nel virtuoso Veneto si sono registrate forti criticità, si sono accumulati e sono emersi. Finalmente. Bisogna chiudere i microfoni, Assunta, perché sennò... Io purtroppo non riesco. Comunque pregherei tutti di chiudere i microfoni. Adesso vediamo, ok? Sì, dicevo che anche nel virtuoso Veneto si sono registrate forti criticità, si sono accumulati e sono emersi limiti e carenze rilevanti. Nella gestione dell'emergenza epidemiologica, certamente in una situazione oggettivamente straordinaria e complicata da affrontare, ma che però ha fatto emergere l'inefficienza del sistema di trattamento, l'insufficienza dell'assistenza domiciliare non solo ai positivi, ma a tutti i soggetti fragili, ha fatto emergere le carenze negli organici e nelle professionalità specialistiche nei diversi ambiti che da tempo sono evidenti. Forti criticità dovute anche ad alcune scelte sbagliate. Lo dico in modo trasparente perché le abbiamo apertamente criticate e contrastate fin dall'inizio e prima di qualsiasi altra polemica, perché a nostro avviso rischiavano e hanno poi contribuito, soprattutto nella seconda ondata, ad incrementare la diffusione del virus e i suoi pesanti effetti sulla salute e sulla vita di tante persone.
dal ritardo iniziale nella presa in carico dell'emergenza nelle case di riposo, all'uso dei tamponi rapidi anche per il personale sanitario, dal mantenimento della zona gialla anche in una condizione di forte emergenza e di forte pressione sanitaria, alla iniziale collocazione degli ultraottantenni in seconda fila nella campagna vaccinale, fino all'idea, poi sventata anche grazie alla nostra iniziativa, di far partire la campagna vaccinale nelle aziende prima ancora di aver attivato e completato l'erogazione delle dosi di vaccino a tutti i diversi soggetti fragili. Già ben prima della pandemia però si erano prodotti limiti e carenze. Basta pensare ai ritardi e allo scarto ancora esistente tra quanto previsto dalla stessa programmazione regionale e la sua effettiva realizzazione, come per diversi aspetti è testimoniato anche dal rapporto di ricerca dell'IRES. Uno scarto che a nostro avviso ha determinato un arretramento della qualità del sistema sociosanitario veneto, nelle strutture, nell'erogazione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, nell'accesso e nella quantità e qualità delle prestazioni. Pensiamo che questi ritardi e queste carenze vadano recuperate e superate il più tempestivamente possibile, utilizzando tutte le risorse disponibili dei fondi nazionali ed europei destinati proprio al potenziamento del sistema di welfare pubblico, in particolare della filiera dei servizi territoriali. L'assessore Lanzarin, che mi pare che non sia ancora collegata, poi è arrivata una comunicazione. Paolo, è collegata, è collegata. Ah, è collegata adesso, benissimo. Sì. Grazie Assessore della sua presenza. L'assessore Lanzarin ci conosce bene. Non siamo mossi da uno sterile spirito polemico, ma dall'obiettivo di salvaguardare e ripristinare i principali elementi positivi che hanno da tempo negli anni scorsi caratterizzato il cosiddetto modello veneto: la forte articolazione territoriale e l'integrazione sociosanitaria. E lo dico nella consapevolezza che ancora oggi, se si comparano i principali indicatori e riferimenti, la Regione Veneto risulta tra le migliori nel Paese, ma pensando che comunque deve essere un obiettivo, una responsabilità politica e istituzionale di tutti, anche qui in Veneto, evitare regressioni, superare le criticità, migliorare organizzazione, servizi e prestazioni, dare risposte adeguate ai vecchi e nuovi bisogni per la tutela della salute, per il benessere psicofisico e per l'inclusione sociale di tutta la popolazione. E questa è per noi una delle più importanti sfide che abbiamo di fronte come Paese, come Regione e come territori. Deve essere un pilastro fondamentale della ripartenza post-Covid e della sostenibilità di quello che per noi dovrebbe essere un nuovo modello socio-economico. Pensiamo che questa pandemia, che forse per i suoi effetti pesanti e differenziati anche sul piano economico e sociale sarebbe meglio definire una sindemia, insieme alle sue conseguenze devastanti, possa portare con sé anche la grande opportunità di ridefinire le priorità della nostra società, di affrontare seriamente la straordinaria crisi climatica, ambientale e biologica che attraversa l'intero pianeta, di ridurre le diseguaglianze crescenti nelle tutele sociali e sanitarie, insomma di rilanciare, per venire al tema nostro, la necessità di un sistema sociosanitario pubblico e universale più forte e organizzato, di arrestare e impedire il tentativo di privatizzazione e di mercificazione della salute, di cui, lo cito solo ad esempio, la mancata sospensione dei brevetti sui vaccini e sui farmaci anti-Covid è nello stesso tempo l'elemento più evidente e la punta dell'iceberg. Oltre a essere una scelta sbagliata per quanto ci riguarda sul piano della solidarietà e dell'etica, perché contribuirà probabilmente ad incrementare di migliaia di milioni di morti gli effetti del Covid, è una scelta irrazionale e sbagliata perché, come sappiamo, se la campagna vaccinale non avrà una dimensione globale di massa, questo favorirà il crescere di variante e ridurrà l'efficacia dei vaccini che oggi sono a disposizione, soprattutto nell'Occidente. Per queste ragioni il potenziamento del sistema sociosanitario veneto pubblico è per noi un obiettivo fondamentale. Una delle nostre principali richieste nei confronti della Regione, che a nostro avviso dovrebbe predisporre un intervento complessivo,
ridefinendo gli obiettivi e gli interventi prioritari del piano sociosanitario regionale. Ne indico qui di seguito quelli che per noi dovrebbero essere i macro ambiti di intervento. Innanzitutto il rafforzamento organico del sistema di prevenzione, delle strutture di vigilanza e controllo, intervenendo in modo più continuo e adeguato per il contenimento dei rischi sia nei luoghi di lavoro sia nel territorio, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la dimensione intollerabile e crescente degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle tante patologie derivanti dalla diffusa presenza, anche nel nostro territorio regionale, di siti produttivi e di attività agricole inquinante, di tante aree e falde acquifere contaminate. Un modello di prevenzione efficiente che, oltre a un salto di qualità nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovrebbe essere accompagnato, per le ragioni che dicevo, da una vera e propria transizione e riconversione green del sistema produttivo e nella tutela dell'ambiente e del territorio. Una transizione che dovrebbe significare anche stop reale senza deroga al consumo di suolo e alla cementificazione, alla riduzione degli spazi verdi, alle monoculture e agli allevamenti iperintensivi, all'inquinamento dell'aria, della terra, dell'acqua, della stessa catena alimentare. Tutti fattori che sono sia tra le cause che favoriscono sempre più frequentemente la diffusione dei virus, sia tra gli elementi che ne accentuano i danni per la salute, come testimonia anche l'incidenza più alta di morti e danni gravi per Covid-19 nelle aree più industrializzate e inquinate dell'Occidente, compresa la nostra pianura padana e ancor più nello specifico la zona rossa del Veneto più colpita dalla contaminazione dei PFAS. E ora che, grazie alla campagna vaccinale di massa, l'emergenza pandemica e sanitaria si sta allentando, a maggior ragione, oltre a mantenere stabile e immediatamente attivabile l'incremento dei posti letto di terapia intensiva, si deve programmare e organizzare anche un sistema di screening, di tracciamento e di trattamento più efficiente e tempestivo, capace di rispondere a eventuali nuove ondate, e basta pensare alla preoccupazione per le nuove varianti, e a future possibili e purtroppo non escludibili diffusioni epidemiologiche. Poi il rafforzamento del sistema di presa in carico multidisciplinare integrata dei bisogni e della continuità assistenziale, a partire dalla gestione della transizione casa-ospedale. È necessario colmare il più velocemente possibile il divario ancora esistente tra la programmazione regionale e l'effettiva attivazione di tutte le strutture e di tutti i servizi previsti, dalle centrali operative territoriali alle strutture intermedie, penso agli ospedali di comunità, alle unità riabilitative, agli hospice, e soprattutto all'assistenza domiciliare integrata, che va estesa sia come bacino di utenza sia come qualità e quantità delle prestazioni. E poi il rafforzamento strutturale, lo dicevamo, lo abbiamo messo nel titolo stesso della nostra iniziativa, del sistema di assistenza territoriale. I medici di medicina generale e i pediatri devono ridiventare, a nostro avviso, il centro e il riferimento principale della presa in carico dei bisogni della persona. Bisogna garantire una loro presenza adeguata e diffusa nel territorio. Bisogna estendere le forme di aggregazione in medicine di gruppo integrate, o come altro vogliamo chiamarle, rivalutando, per quanto ci riguarda, anche l'opzione dell'assunzione diretta da parte del Servizio Sanitario Regionale. E poi vanno rafforzate le strutture e i servizi distrettuali, consultori, i centri semiresidenziali diurni, l'assistenza domiciliare complessivamente, anche attivando, completando e rendendo strutturale l'inserimento delle USCA e degli infermieri di comunità e rafforzando gli ambiti territoriali sociali e i servizi sociali dei comuni, con una particolare attenzione che tutti dobbiamo mettere alla salute di genere e alle fasce più fragili della popolazione, dagli anziani ai minori, dalle persone non autosufficienti a quelle con disabilità, dalle dipendenze alla salute mentale, fino alle tante situazioni di povertà assoluta e relativa che anche in Veneto, e non solo per effetto del Covid, nel 2020 sono cresciute del 25% rispetto al 2019 e molto di più se le confrontiamo a quanto era il livello 10 anni fa. La riorganizzazione complessiva, sempre più necessaria e improrogabile, del sistema di residenzialità per le persone anziane non autosufficienti.
Rispetto alle tendenze demografiche e ai vecchi e nuovi bisogni serve sia un incremento dei posti letto nelle strutture residenziali, sia degli interventi che possano favorire e consentire la scelta della domiciliarità. Interventi che non possono essere limitati esclusivamente alla pur importante diffusione della telemedicina e del telesoccorso, ma devono prevedere soprattutto l'incremento dell'assistenza domiciliare e degli spazi di socialità. Due percorsi possibili che rispondono ad esigenze diverse e che non vanno assolutamente messi in contrapposizione. Proprio su questa tematica, ancora ad aprile, abbiamo inviato unitariamente all'assessore una proposta organica per la riorganizzazione di tutto il sistema di residenzialità e per una riforma delle IPAP, che deve salvaguardarne la natura pubblica e la sostenibilità economica finanziaria, adeguando gli standard qualitativi, strutturali ed organico di tutte le case di riposo, sia quelle pubbliche che quelle private, favorendo i processi di aggregazione e programmando la loro trasformazione, parlo delle IPAB, in veri e propri centri servizi organicamente integrati nella filiera dell'assistenza territoriale. Ho richiamato le tante fragilità che caratterizzano l'evoluzione della nostra società perché, per diversi motivi, sono tutte in tendenziale crescita e meritano risposte adeguate, perché più di ogni altra situazione richiedono una gestione fortemente integrata dei servizi sociosanitari, un forte coordinamento tra le strutture sanitarie e quelle di assistenza sociale. Un coordinamento che per garantire ovunque accessibilità, chiudete i microfoni, accessibilità, erogazione e omogeneità delle prestazioni anche nelle aree interne e nelle zone più periferiche del territorio regionale, deve essere gestito e governato dalle strutture pubbliche preposte a livello territoriale e distrettuale. Deve trovare nella costruzione e gestione dei piani di zona un punto essenziale di analisi dei bisogni e di programmazione degli interventi e anche di coinvolgimento vero di tutte le diverse rappresentanze sociali. Garantire l'accesso universale vuol dire anche contenere e ridurre i costi di compartecipazione alla spesa, soprattutto per le fasce più deboli, dai ticket per le prestazioni alle rette per le case di riposo e per gli ospedali di comunità dopo il primo mese. Inoltre si sta riproponendo con forza il grande problema dei tempi lunghi d'attesa per le visite specialistiche, per gli accertamenti diagnostici, per gli interventi. Evidentemente in modo ancora più forte per gli ulteriori ritardi che si sono accumulati nel periodo di emergenza. Un problema che va affrontato rafforzando le strutture pubbliche e contrattando le esigenze organizzative, altrimenti si rischia di alimentare una tendenza già in atto da tempo e spostando ancora di più quote importanti di prestazioni verso il privato. Così come è evidente che una delle principali cause di molte delle criticità che ho richiamato è stato ed è tuttora la carenza di organici e di professionalità specifiche, frutto di ritardi e di limiti ormai storici nella programmazione dei necessari percorsi formativi e di specializzazione, che è evidente ed è indispensabile la necessità di un piano straordinario di assunzioni e di riprogrammazione dei fabbisogni specialistici e formativi, come condizione indispensabile per poter superare queste criticità e per un funzionamento efficace e un miglioramento complessivo di tutto il sistema. E va garantita anche la qualità del lavoro e una corretta applicazione e omogeneità contrattuale. Va messo uno stop alla logica del continuo contenimento del costo del lavoro, al processo di progressiva esternalizzazione delle attività, come elementi necessari a tutelare contestualmente sia la dignità di chi lavora sia la stessa qualità dei servizi. Una responsabilità che per la maggior parte, lo dico all'assessore, sta in capo direttamente alla Regione, ad Azienda Zero, alle USL, nell'incrementare le attività gestite internamente, nella definizione migliore dei requisiti di convenzione e accreditamento e soprattutto nella piena applicazione dei protocolli sottoscritti per la gestione degli appalti, nelle clausole di partecipazione ai bandi di gara, nella verifica del rispetto degli impegni e dei vincoli qualitativi che le società aggiudicatrici si assumono. Un tema, questo del lavoro, per noi importantissimo, che poi svilupperà in modo più specifico Ivan Bernini, il nostro segretario generale della funzione pubblica del Veneto. Ho tentato di riproporre e delineare il più sinteticamente possibile quali sono i macroambiti di intervento che riteniamo prioritari, su cui tra l'altro da tempo unitariamente, come strutture confederali e come strutture di categoria, abbiamo fatto proposte chiare e organiche
e su queste abbiamo sollecitato e incalzato la Regione. Alla Regione ora chiediamo programmazione, risorse adeguate e interventi concreti e tempestivi, e chiediamo un salto di qualità nel confronto, che per essere vero e sostanziale deve essere costante e preventivo rispetto all'iter della discussione e delle decisioni a livello istituzionale. Deve essere convintamente riconosciuto per il suo valore e per la sua utilità. Lo ribadisco anche oggi, ricordando all'assessore che ancora a gennaio le abbiamo inviato una proposta di protocollo di relazioni e di costituzione di un osservatorio, di un tavolo permanente sui bisogni e sull'evoluzione del sistema sociosanitario veneto, da allargare anche al confronto sulle modalità di attuazione in Veneto di quelli che sono oramai i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è chiaro che se non avremo risposte dovremo rilanciare la nostra azione di sollecitazione e di rivendicazione, se serve anche con le necessarie iniziative di mobilitazione. E andando alla conclusione, non entro nel merito specifico del tema risorse perché credo che lo faranno i nostri ospiti e di sicuro lo riprenderà nel suo intervento la nostra segretaria nazionale. Dico solo che non basta solo utilizzare bene le risorse del Recovery Fund e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mi pare, tra l'altro, preveda soprattutto un rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali, ospedaliere e domiciliare, un sostegno mirato all'incremento di strutture territoriali importanti come le centrali operative territoriali e gli ospedali e le case di comunità, ma molto poco per i servizi assistenziali intesi più complessivamente per la riqualificazione delle RSA. Ma senz'altro, se per caso mi sbaglio, non sono stato preciso e corretto, i nostri interlocutori mi correggeranno. Finanziamenti che comunque hanno un limite preciso, sia dimensionale sia temporale. Per questo per noi è necessario programmare e garantire anche la gestione delle infrastrutture e delle strutture che verranno realizzate, perché non basta farle, bisogna dargli gambe. Dare continuità nel tempo a tutte le misure e gli interventi di potenziamento del sistema sociosanitario. E per questo è indispensabile incrementare anche la spesa corrente del nostro Paese, attraverso il rifinanziamento adeguato e costante dei diversi fondi nazionali, a partire dal Fondo Sanitario Nazionale. E anche per questo riteniamo estremamente preoccupante la programmazione del DEF, del documento economico finanziario, che prevede di ritornare nel 2024 allo stesso rapporto tra spesa sanitaria e PIL, il 6,3% che avevamo nel 2019. E penso che anche la Regione deve fare la sua parte sulle risorse. Certamente la sanità è un ambito dove il finanziamento principale deriva dagli strumenti di finanziamento nazionali, però in una fase straordinaria e di grande emergenza, anche e soprattutto sul piano sociale, dove le povertà sono cresciute, io credo che parlare di un ripristino dell'addizionale IRPEF nella nostra regione per dare più risorse al contrasto di questa crescita della povertà complessiva non debba essere una cosa a cui non si pensa o che viene giudicata impopolare, anzi sarebbe un elemento di forte equità e di forte aiuto. Il PNRR delinea poi delle riforme importanti, anche nell'ambito sociosanitario, che a nostro avviso devono trovare una loro declinazione e una progettazione condivisa attraverso un vero coinvolgimento nella cosiddetta cabina di regia, un coinvolgimento delle amministrazioni locali e ovviamente anche delle rappresentanze sociali. Lo dico perché purtroppo ad oggi mi sembra che questo coinvolgimento non sia previsto e che soprattutto le rappresentanze sindacali ne sembrano escluse. E infine auspichiamo che nella gestione delle risorse e dell'attuazione delle misure si superi definitivamente quella conflittualità dannosa e deleteria che a volte si è trasformata in una vera e propria contrapposizione, che da anni e ancor di più nella gestione dell'emergenza sanitaria ha caratterizzato il rapporto tra Stato e Regioni. Per noi CGIL, su diritti fondamentali e servizi primari come la tutela della salute e l'assistenza sociale, i principi, gli obiettivi, le decisioni strategiche, le linee guida e soprattutto i livelli essenziali di assistenza e prestazione da garantire devono essere definiti e stabiliti dallo Stato.
La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi devono essere gestiti a livello territoriale e di prossimità. Grazie ancora a tutte e a tutti per la partecipazione e per l'attenzione e ripasso la palla ad Assunta. Il bello della diretta in questo momento ci costringe a modificare gli interventi. Mi scuso un momento col professor Reb, ma darei la parola all'assessore Lanzarin che ha avuto una convocazione urgente, per cui ci porterà un saluto e un contributo abbastanza contenuti, perché non può collegarsi più avanti. Grazie. Prego, assessore. Sì, buongiorno, io mi scuso se salto gli interventi, ma purtroppo sapete che in questo periodo insomma arrivano le convocazioni e purtroppo c'è una convocazione appunto a livello nazionale con Agenas, che sta appunto seguendo il discorso del potenziamento del territorio, proprio sul tema del potenziamento del territorio, quindi che deve monitorare un po' anche quei contenuti del PNRR, quindi c'è la Regione Veneto insomma che deve fare questa audizione e quindi devo partecipare a questa audizione. No, io intanto ringrazio per l'invito e eventualmente chiedo dopo se mi potete fornire un po' la documentazione dei lavori, quindi anche le relazioni insomma del dottor Rebba, insomma, che parlerà dopo, del professor Rebba, appunto legate un po' a quelle che sono l'evoluzione del sistema dell'assistenza territoriale sanitaria. Io credo che questo sia un tema che, lo sappiamo, è diventato centrale, no? È diventato centrale, tutti parliamo oggi di sociosanitario, parliamo di potenziamento del territorio, c'è un capitolo ben definito all'interno del PNRR e quindi credo che questo sia effettivamente il momento più consono e più opportuno per concentrarci su questo, per mettere a regime anche tutto quello che è stato fatto e quindi vedere luci e ombra dei vari sistemi, insomma anche paragonando e cercando di mettere insieme e a confronto i vari sistemi. Io da un pezzo che dico anche che il potenziamento del territorio, come viene definito e quindi inserito nel PNRR, che quindi parla delle famose case della salute, parla del potenziamento dell'ADI, quindi l'assistenza domiciliare, parla delle strutture intermedie come strutture che sono quell'intercapedine tra la parte ospedaliera, le dimissioni ospedaliere e poi il ritorno al domicilio, oppure le entrate in una struttura residenziale di un certo tipo, se la persona richiede insomma un'assistenza o comunque non ha più un nucleo familiare che possa assistere la persona, non devono essere disgiunte da tutta l'altra partita del sociosanitario. Quindi quando parliamo del sociosanitario io penso a tutte le strutture extra ospedaliere, che sono le strutture per anziani, che sono le strutture per disabili, che possono essere strutture per la salute mentale. Cioè non sono, per quanto mi riguarda, due comparti separati, ma l'ho detto anche in un incontro che ho fatto con la mia struttura, e sarà la stessa cosa anche che ripeterò nei tavoli nazionali, insomma, oppure anche dove saremo chiamati, perché non credo che noi possiamo andare disgiunti, perché se da una parte parliamo della non autosufficienza, della cronicità, parliamo dell'assistenza domiciliare e parliamo del cosiddetto piano individuale personalizzato e quindi l'unità multidisciplinare di valutazioni, l'UVDM, eccetera, non possono andare disgiunte da quello che è il contesto delle strutture extra ospedaliere che si poggiano su questi strumenti e che danno una risposta. Prima cosa, quindi credo che dobbiamo tutti fare uno sforzo in cui ci sia una visione unica perché è tutto territorio, chiamiamolo sociosanitario, chiamiamolo come vogliamo, però è tutto territorio, quindi e fa capo tutto anche, visto che si parla anche della tipologia della governance e tutto il resto fa parte tutto del distretto, quindi è tutto, poi poggia tutto sulla parte distrettuale. Quindi la visione secondo me deve essere una visione unica, prima cosa. Una visione unica che, questo l'ho detto anche a livello nazionale, in alcuni contesti in cui mi sono trovata anche con i colleghi, che non può essere frammentata.
e quindi c'è bisogno anche di una ricomposizione, cioè il fondo non autosufficienza oggi è terreno un po' di nessuno. È chiaro che ci deve essere un'impostazione in cui invece c'è una presa di posizione forte su questo. È la prima volta che la Commissione Sanità, vedo che ci sarà anche il mio collega e coordinatore della Commissione Salute, l'assessore Donini, è la prima volta che la Commissione Sanità si occupa tipo di RSA, di strutture per anziani. Io non mi ricordo che se ne sia occupata prima. Non mi ricordo, quindi se ne occupa oggi con un tavolo specifico dopo quello che è successo. È la prima volta che la Commissione Sanità, ne abbiamo discusso appunto 10-15 giorni fa, che ha pensato e ha deciso di fare un coordinamento sociosanitario, cioè il coordinamento prevenzione, il coordinamento del personale, il coordinamento per quanto riguarda le strutture ospedaliere di M70, eccetera. Non c'è mai stato un coordinamento, che vuol dire quindi una regione che coordina le altre regioni in seno alla Commissione Salute sul sociosanitario. Questo credo che sia importante e soprattutto vada in questa direzione di ricomporre i pezzi, di mettere insieme tutte le varie situazioni e di avere una fotografia e un quadro unico, perché ripeto, parliamo di invecchiamento della popolazione, parliamo di cronicità, parliamo di non autosufficienza, e quindi io credo che il collegamento deve essere un collegamento unico. Come anche non dobbiamo essere molto chiari nel sicuramente guardare con attenzione a tutto quello che è successo in questi 15 mesi, mi riferisco soprattutto alle strutture sociosanitarie, quelle per anziani in particolar modo, e quindi la drammaticità di quello che è successo all'interno di queste strutture nessuno credo che non lo riconosca, e quindi capire effettivamente i percorsi, la separazione dei percorsi, il discorso dell'assistenza sanitaria, il fatto che ci sono persone che hanno bisogno di un carico assistenziale diverso, eccetera, che c'è bisogno probabilmente di dei set assistenziali di un certo tipo, tutto vero. Quindi io credo che con questo occhio dobbiamo anche interpretare e capire quello che è successo in questi 15 mesi, però non possiamo, io credo, in maniera ideologica, come sento in alcuni casi, pensare che con un intervento sulla domiciliarità risolviamo tutto, perché la domiciliarità ha un limite ed è il limite legato alla nostra società, ossia il fatto che oggi non ci sono più famiglie come erano concepite un tempo, che riescono quindi a sostenere, ad accudire a casa, ad assistere gli anziani. La maggior parte delle famiglie è formata un'unica persona, quindi è chiaro che dobbiamo pensare anche a set assistenziali di questo tipo, cercando di dare un significato, ma anche di costruire un percorso che eviti errori che sono stati fatti probabilmente. Dobbiamo però anche capire come tutto questo si inserisce nel sistema sanitario, sociosanitario, e quindi un chiarimento specifico anche per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, quindi sostenibilità economica, quindi sostenibilità legata anche a fondo sanitario nazionale, fondo sanitario regionale, con i limiti che abbiamo e a volte insomma anche le opposizioni che abbiamo da parte del legislatore nazionale, penso al MEF, su quelli che possono essere interventi di un certo tipo, perché chiaramente sono strutture che devono avere una loro sostenibilità economica. Io ho lanciato così alcuni spunti, insomma, che credo che saranno spunti di riflessione e su quello che sono oggi le azioni che noi come Veneto cercheremo di portare avanti. Noi sicuramente abbiamo una situazione per quanto riguarda il potenziamento del territorio che ha già una tradizione forte, che è legata appunto al discorso delle medicine di gruppo integrate, futuri team assistenziali, alle strutture intermedie che si sono molto sviluppate in Veneto. Credo che siamo la regione con più strutture, posti letto di strutture intermedie, con una situazione di assistenza domiciliare integrata tramite le COP che sta funzionando, migliorabile ma sta funzionando. Abbiamo sicuramente tutta la parte legata invece a
la parte sociosanitaria e residenziale, che però non può essere disgiunta dalla domiciliarità, dalla semiresidenzialità, dall'abitare leggero, insomma da tutti i discorsi che ci sono e sono inseriti anche in PNR, che ha bisogno, io credo, di un riordino complessivo e anche ha bisogno di dividere un po' per set assistenziali. E credo che su questo bisogna appunto fare un lavoro che sia un lavoro trasversale, multisettoriale, multidisciplinare, perché alla fine insomma dobbiamo lavorare in questa direzione. I presupposti ci sono anche finanziamenti contenuti nel PNRR, purché ci sia, io credo, una visione che sia una visione strategica a lungo termine, tenendo conto di tutte queste variabili, di tutte queste condizioni che io ho citato e soprattutto anche di un'evoluzione che è quella legata all'invecchiamento popolazione, cronicità, forte denatalità, famiglia sempre più insomma formata da un nucleo unico di persone, quindi necessità anche di creare poi situazioni che possono rispondere a quelli che saranno i bisogni futuri. I tavoli, sapete, sono tavoli aperti, quindi noi stiamo lavorando, il Veneto è presente sia nel tavolo del potenziamento del territorio, sia nel tavolo per la futura riforma della RSA, come ci siamo anche in un altro tavolo che è quello che sta analizzando i nuovi standard di accreditamento sempre per la RSA. Cercheremo di capire, di mettere insieme anche tutti questi lavori a livello nazionale per poi costruire anche a ricaduta i modelli regionali. Grazie Assessore e buon lavoro. Riesco a fermarmi altri 10 minuti, 10-15 minuti, poi però mi devo staccare, quindi ascolto insomma chi viene dopo di me insomma per 10 minuti e poi 10-15 minuti e poi mi devo staccare. D'accordo, grazie mille ancora. Allora adesso noi avremo l'intervento del dottor Donini, però come tempistica, però avevamo pensato alla relazione anche del dottor Rebba. Chiederei al dottor Donini in diretta, perché non abbiamo un riferimento in questo momento, se può intervenire verso le 10:30 in modo da ascoltare la relazione del dottor Rebba. L'attivazione del microfono è diretta, quindi potete attivarlo direttamente. Sì, avevo un problema al microfono. Direi di sì, perché io posso rimanere fino alle 11 meno 10. Quindi grazie mille, grazie mille. Quindi do la parola subito al dottor Rebba, prego. È il nostro relatore della ricerca dell'IRES commissionata dalla CGIL del Veneto sull'integrazione organizzativa dei servizi sociosanitari. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo presentare, diciamo, in questo mio intervento, allacciandomi anche alle parole dell'assessore Lanzarin, che sono molto importanti secondo me, perché ha ribadito proprio all'inizio del suo intervento il ruolo centrale del distretto sociosanitario, che è un elemento fondamentale per garantire l'integrazione sociosanitaria e il potenziamento reale dell'assistenza territoriale. Volevo condividere con voi alcune slide che adesso, condividendo lo schermo, provo a presentare, sperando che tutto funzioni. Spero che si veda bene, diciamo così, lo schermo. Ottimo. L'intervento praticamente è suddiviso in due parti. Una prima parte vuole fare una sorta di sintesi molto rapida, perché non abbiamo tempo, circa i principali risultati della ricerca condotta da IRES Veneto tra 2019 e 2020, di cui si è accennato prima. E poi, questa prima parte mi serve come punto di partenza per fare qualche riflessione anche sulle prospettive del PNRR per il servizio sociosanitario del Veneto.
Ecco, per quanto riguarda la prima parte, e cioè quella dedicata ai risultati, insomma, della ricerca che è stata condotta recentemente da IRES Veneto, ecco, qui c'è indicato il gruppo di lavoro innanzitutto per quanto riguarda questa ricerca, in particolare devo citare Barbara Bonvento, che è stata il principal investigator, diciamo così, della ricerca, e che ha condotto quindi la ricerca, che è particolarmente ricca di spunti e si è concentrata su tutto il percorso del paziente all'interno del sistema sociosanitario del Veneto, anche se ha fatto un focus privilegiato soprattutto sulla filiera dell'assistenza territoriale. Io ho fatto da coordinatore, da supervisore, diciamo, di questa ricerca, mentre Gino Canale di IRES Veneto è colui che ha coordinato la ricerca, che è stata commissionata da CGIL, il sindacato pensionati CGIL, dalla funzione pubblica della CGIL del Veneto. Ci ha dato una mano soprattutto per quanto riguarda la questione della medicina generale, Manuela Nicoletti, che appunto ha lavorato fino alla fine del 2020 presso l'azienda US 5 Polesane. Ecco, una premessa prima di illustrare i principali risultati, mi aggancio anche alle parole dell'assessore Lanzarin, cioè fin dalla sua nascita possiamo dire che il sistema sociosanitario del Veneto ha valorizzato le funzioni del distretto sociosanitario delle cure primarie, quindi questo rappresenta un elemento costitutivo fondamentale e molto spesso ha addirittura anticipato delle linee d'azione che poi sono state adottate anche nella normativa, nella programmazione nazionale. Il piano sociosanitario 2012-2016 secondo me rappresenta diciamo un punto fondamentale per quanto riguarda l'evoluzione del sistema, perché ha previsto, accanto alla riorganizzazione completa della rete ospedaliera, una parallela costruzione di una filiera dell'assistenza territoriale, con l'obiettivo di garantire la continuità assistenziale in un'ottica di invecchiamento, di considerazione appunto dei trend epidemiologici con l'invecchiamento della popolazione e aumento delle cronicità, e quindi di rispondere ai bisogni legati appunto alle cronicità e alla non autosufficienza. Il percorso per attivare questa filiera poggia fondamentalmente su tre elementi chiave che erano stati delineati in quel piano, e cioè nuove modalità organizzative per quanto riguarda le cure primarie, le strutture intermedie, di cui si è detto, e le centrali operative territoriali. Ecco, tutto questo disegno fondamentale è stato in parte, diciamo così, confermato dal piano attuale, dal piano sociosanitario 2019-2023, anche se appunto la completa realizzazione dell'impianto ha trovato qualche diciamo blocco e ha avuto un'applicazione disomogenea sul territorio. In particolare va accennato, diciamo, il blocco determinato anche da una diciamo, indicazione della Corte dei Conti e poi anche del MEF nell'autunno del 2017, che ha bloccato praticamente il piano di attivazione completa delle medicine di gruppo integrate che aveva previsto il Veneto, sulla base di considerazioni legate alla sostenibilità finanziaria e alla possibilità di esportare con problemi poi finanziari il modello in altre regioni. Ecco, diciamo che quella indicazione, possiamo dire quantomeno in maniera eufemistica, in questo momento è stata ben poco lungimirante, tant'è che la stessa Corte dei Conti, proprio all'inizio di quest'anno, quando c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha parlato di insufficienza attuale a livello italiano, ovviamente, dell'assistenza territoriale, sia a fronte dell'epidemia sia dei bisogni legati a un'autosufficienza e cronicità. Quindi diciamo che sia un po' ricreduta rispetto a quelle indicazioni. Ecco, la nuova ricerca di cui adesso vi porto qualche risultato partiva nel 2019 in un contesto in cui non c'era ancora il Covid, un'emergenza poi quella del Covid, che avrebbe dimostrato che le caratteristiche costitutive del sistema veneto
quindi il suo forte investimento, la decisione strategica di potenziare, anche se non ancora in maniera totale, la sanità territoriale, siano state decisive a ridurre, rispetto anche ad altre regioni, l'impatto della pandemia. Ecco, per quanto riguarda la ricerca, qui delineo, diciamo, le fonti di informazione che sono state soprattutto fonti pubbliche, la metodologia che ha caratterizzato la ricerca e che si è concentrata, l'ho evidenziato in rosso, soprattutto sull'analisi delle varie componenti del percorso assistenziale, focalizzando l'attenzione soprattutto sulla filiera dell'assistenza territoriale e sulla definizione del fabbisogno di risorse o della domanda da soddisfare per ciascuna componente. Ecco, rispetto alla ricchezza della ricerca mi concentro su questa parte che ho evidenziato in rosso e l'estrema sintesi, diciamo così, che si trova proprio verso la fine del report va a verificare, qui è riportata una tabella appunto che sintetizza questa cosa, quali sono i tassi di copertura dei fabbisogni e della domanda potenziale rispetto a 4 segmenti, a 4 componenti chiave, diciamo così, dell'assistenza sul territorio, cioè la medicina generale, l'assistenza domiciliare integrata, le strutture intermedie, considerando insieme ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale e hospice, e le strutture residenziali per anziani, in particolare per non autosufficienti. Ecco, il piano diciamo della ricerca si basava su una serie di ipotesi che andavano a esaminare il tasso di copertura attuale rispetto ai fabbisogni per queste 4 funzioni chiave, con riferimento quindi alle singole funzioni, e nel primo caso, nel caso dei medici di medicina generale, si è andati a vedere qual era il rapporto tra il numero esistente nel 2019 e il fabbisogno considerato, diciamo così, un rapporto, definito un rapporto ottimale nell'accordo collettivo nazionale, di all'incirca 1300 assistibili per medico. Ecco, sulla base di queste considerazioni vedete che a livello generale del Veneto la copertura rispetto a questo parametro di fabbisogno è piuttosto buona. Ci sono ovviamente delle situazioni, quelle evidenziate in rosso, quella dove è minore, e quella invece dove siamo quasi, diciamo, al completo, almeno con riferimento al dato relativo al 2019. Con riferimento poi all'assistenza domiciliare integrata, il fabbisogno, vedete che a livello regionale sembra, rispetto alla cioè la copertura della domanda potenziale che è stata stimata rispetto alla domanda effettivamente soddisfatta, sempre con riferimento all'anno 2019, evidenzia sostanzialmente una capacità di risposta alla domanda potenziale che abbiamo valutato sulla base di dati relativi alle persone con disabilità, disaggregati secondo la metodologia Istat tra le varie aziende sanitarie locali, e esaminando, diciamo, poi soprattutto gli utenti legati all'ADI di primo, secondo e terzo livello, inclusivo anche poi il 4º livello delle cure palliative domiciliari. E vedete che anche in questo caso la copertura tende a essere piuttosto diversificata sul territorio, con, diciamo, un valore minimo nella Berica e un valore massimo nell'US 1 Dolomiti. Abbiamo poi esaminato, come vi dicevo, la questione delle strutture intermedie, e cioè ospedali di comunità, URT e hospice complessivamente, andando a confrontare in questo caso i posti letto autorizzati rilevati in base all'ultimo aggiornamento disponibile sul sito Cure Intermedie della Regione del Veneto, confrontandoli con i posti letti programmati con la DGR 1107 del 6 agosto 2020. E anche in questo caso abbiamo visto, diciamo, qual era la percentuale di realizzazione. Ecco, su questa percentuale di realizzazione volevo dire che in realtà è un numero in continuo divenire, perché sostanzialmente, diciamo, la situazione che abbiamo registrato è una situazione ancora
di quasi circa un anno fa, quindi sicuramente c'è stata una variazione rispetto a queste percentuali di copertura, però in base ai dati di cui avevamo a disposizione riuscivamo ad arrivare soltanto, diciamo, a questa misurazione. E complessivamente abbiamo circa una realizzazione del 48%, ecco, rispetto al programmato con la delibera regionale del 6 agosto 2020, con un minimo nella Marca Trevigiana e un massimo nella invece Euganea. E infine, per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, l'ipotesi di misurazione del fabbisogno da cui siamo partiti è stata quella di garantire un grado di copertura, cioè una percentuale di posti letto in strutture residenziali per la popolazione anziana pari a quella dei principali paesi industrializzati, cioè dei paesi dell'OCSE, e che si misura in circa il 4,2% della popolazione sopra i 65 anni. Sotto questo profilo, diciamo che la situazione attuale nel Veneto vede praticamente una copertura rispetto a questo fabbisogno potenziale del 62% circa, con una variazione tra un minimo nel Veneto orientale e un massimo presso la Pedemontana. Ecco, l'ultima colonna riporta l'indice medio di copertura per quanto riguarda i fabbisogni e la domanda potenziale rispetto a queste 4 componenti dell'assistenza territoriale. Una media, diciamo, regionale sul 62%, variabile tra un minimo del Veneto orientale al 52% e un massimo delle Dolomiti a 82,5%. Abbiamo poi fatto un esercizio legato al confronto nello scostamento del grado di copertura, come avevo appena raccontato, per le 4 componenti dell'assistenza territoriale rispetto alla media regionale, che sono riportati questi scostamenti in queste prime colonne, e poi nella colonna spesa pro capite assistenza territoriale siamo andati a misurare lo scostamento dalla spesa pro capite media per le 4 funzioni di cui vi dicevo, quindi medicina generale, assistenza domiciliare integrata, strutture intermedie e strutture residenziali per anziani, quindi spesa media regionale. Siamo andati a vedere quanto si scostava la spesa pro capite nelle singole ASL, nei territori delle singole aziende sanitarie, rispetto alla media regionale. E abbiamo individuato, vedete, che in alcuni casi c'è uno scostamento in positivo, ad esempio nel caso delle Dolomiti più 50%, in altri uno scostamento negativo, ad esempio nel caso del Veneto orientale meno 27,50%. Tutto questo ci ha portato a delineare dei modelli, diciamo così, rispetto alla filiera dell'assistenza territoriale con riferimento alle singole aziende sanitarie, modelli che vanno a combinare il grado di copertura con l'impegno di risorse dedicato alla filiera dell'assistenza territoriale. Vedete che si possono individuare diversi modelli, partendo da quello delle Dolomiti, in cui abbiamo una copertura alta, un impegno di risorse elevato, in generale però tutti i modelli hanno evidenziato di fatto una coerenza tra l'impegno di risorse, che se elevato determina in genere una buona o elevata copertura, se invece è ridotto o basso, ecco, in termini di risorse, evidenzia, diciamo così, una copertura media o bassa, come nel caso, ad esempio, della Scaligera o del Veneto orientale. Ecco, l'unica, diciamo così, anomalia, anche se in senso positivo sotto il profilo, diciamo così, di indicatori di efficienza, è quella dell'Euganea, in cui abbiamo una copertura alta per quanto riguarda la filiera dell'assistenza territoriale e un costo per abitante per quanto riguarda queste funzioni assistenziali basso, quindi una elevata efficienza e nello stesso tempo una buona copertura. Ecco, questi sono evidentemente dei modelli molto stilizzati che bisognerebbe esaminare anche andando a pesare degli aspetti qualitativi importanti delle singole componenti. Pensiamo ad esempio alla visione di quelle che sono le reali modalità organizzative della medicina generale. Il fatto di utilizzare ad esempio modalità evolute come le medicine di gruppo integrato, oppure modalità diciamo così tradizionali come il singolo medico. Occorre quindi anche sviluppare, e questo è uno spunto per successive ricerche, un sistema di misurazione e monitoraggio degli outcome dell'azione territoriale, in termini di contenimento ad esempio delle ospedalizzazioni improprie o delle istituzionalizzazioni evitabili, oppure anche di riduzione degli accessi inappropriati al pronto soccorso,
e soprattutto, questo ovviamente è ancora un po' più complicato, cercare di individuare una sorta di PNE per quanto riguarda l'assistenza territoriale in termini quindi di migliore salute e qualità della vita delle persone. Al momento rileviamo soltanto alcuni segnali nel rapporto, come ad esempio la minore incidenza di accessi inappropriati al pronto soccorso e di ospedalizzazioni evitabili in quelle US dove ci sono maggiormente diffuse le forme organizzative più evolute della medicina generale, in particolare la medicina di gruppo integrata. Questo si osserva molto chiaramente, ad esempio le US venete che hanno una maggiore percentuale di medici di medicina generale inseriti in medicina di gruppo e medicina di gruppo integrato, fanno registrare una minore incidenza di ospedalizzazioni evitabili, lo si vede anche graficamente. Per contro invece maggiore l'incidenza nel caso dove ci sia una maggiore prevalenza del medico singolo. Allo stesso modo nelle US dove sono più diffuse le forme organizzative evolute dei medici di medicina generale si registrano minori accessi in pronto soccorso con codice bianco e questo conferma tantissime analisi empiriche anche a livello internazionale e questo lo vediamo anche sul nostro territorio. Ecco, visti questi spunti, diciamo così, con riferimento alla ricerca, a questo punto diventa interessante andare a vedere quali possono essere le prospettive per il nostro sistema sociosanitario con il PNRR, un piano che delinea un cambio di rotta, possiamo dire, rispetto alle politiche sanitarie con un'attenzione praticamente mai data fino ad adesso all'assistenza territoriale. C'è quindi l'opportunità di consolidare con le risorse europee che in realtà si aggiungono a quelle previste anche dall'Italia, in particolare col decreto rilancio, la filiera dell'assistenza territoriale, anche se, come abbiamo visto, questa filiera al momento deve essere ancora realizzata compiutamente ed è disomogenea tra le aziende ULSS. Ma questo, diciamo, l'opportunità del PNRR può essere proprio quella di completarla e di renderla più omogenea. Allora, per quanto riguarda le risorse PNRR, qui sono riportate le 6 missioni principali, quella che ci interessa ovviamente è la missione salute, dove vedete sono previsti 15,63 miliardi per quanto riguarda il PNRR, più ulteriori risorse aggiuntive che derivano dal fondo complementare, che è di competenza del bilancio nazionale, e da un fondo aggiuntivo emergenziale, diciamo, della Unione Europea, cioè il REACT European Union. Praticamente la sanità rappresenta l'8% delle risorse del PNRR e queste risorse in particolare vengono divise tra 2 missioni. La missione C1, la missione 6 salute si ripartisce in 2 componenti, una componente C1, le reti di prossimità, le strutture di telemedicina e di assistenza sanitaria territoriale, in cui il PNRR prevede 7 miliardi e poi la missione salute si articola anche nella componente 2, innovazione, ricerca e digitalizzazione. Noi mi concentro nelle prossime slide sulla prima componente e in particolare sulla componente, diciamo, dei 7 miliardi dedicati del PNRR alla sanità territoriale. Questi sono gli obiettivi generali. Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso 3 investimenti. Un primo investimento di 2 miliardi sulle case della comunità, un secondo di 4 miliardi sull'assistenza domiciliare, le COT e la telemedicina e un terzo di rafforzamento dell'assistenza con gli ospedali di comunità di 1 miliardo. Allora, oltre a queste risorse, da dire anche, come è stato accennato, che c'è un collegamento anche tra missione 6 e missione 5, dove, la missione legata all'inclusione sociale, si prevedono 500 milioni per il sostegno alle persone fragili e di queste 300 per la riconversione delle strutture residenziali per anziani, delle case di riposo, trasformandole in gruppi di appartamento autonomi, con l'obiettivo di assicurare il più possibile l'autonomia, la residua autonomia delle persone che si trovano in situazioni, diciamo, di parziale non autosufficienza. Sono previste poi 2 riforme importanti da citare. La prima è quella di una definizione degli standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l'assistenza territoriale,
una sorta di DM 70 del 2015 per la sanità territoriale, e la seconda è la riforma appunto della non autosufficienza che si prevede di dover realizzare entro la primavera del 2023. Infine, ecco, da tener conto che nella seconda componente della missione 6 si prevede anche, quindi quella non legata direttamente all'assistenza territoriale, c'è qualcosa che in realtà la interessa, perché si prevedono 900 borse di studio aggiuntive su 3 anni, quindi 2.700 per 94 milioni, per quanto riguarda la medicina generale, quindi il rafforzamento della formazione. Per quanto riguarda le case della comunità, si prevede l'attivazione entro la metà del 2026 di 1.288 case della comunità, con un'incidenza quindi di una ogni 46.700 abitanti, e con una definizione entro il primo trimestre del 2022 di un documento programmatico per la loro implementazione. Questa è la situazione nazionale, in cui vedete che nel caso del Veneto le case attualmente dichiarate sulla base di un monitoraggio che è stato realizzato il 1° di marzo sono 77 a fronte di 105 previste, quindi al momento abbiamo una copertura del 73%. Attenzione che nel caso del Veneto le case della comunità vengono identificate con le attuali medicine di gruppo integrate. Il secondo investimento, l'investimento 1-2, riguarda l'assistenza domiciliare, in cui si prevede entro la metà del 2026 di coprire il 10% della popolazione oltre 65 anni, quindi aumentare consistentemente la percentuale di popolazione coperta. Una popolazione che però viene ripartita, vedete, secondo queste categorie, e quindi ben il 60% della copertura in assistenza domiciliare è legata in realtà a qualcosa che è un po' lontano dall'assistenza domiciliare integrata, cioè l'assistenza domiciliare di base. Anche in questo caso entro il secondo trimestre 2022 sono previste linee guida per l'implementazione. Questa è la situazione che viene riportata nella documentazione allegata al PNRR, che è stata mandata a Bruxelles appunto per la sua approvazione, e vedete che nel caso diciamo così del Veneto, che è evidenziato sempre in verde, si prevede un incremento delle persone con più di 65 anni pari al 25% rispetto a quelle attualmente utenti di assistenza domiciliare integrata. Però in realtà, se andiamo a leggere bene i dati, la previsione comporterebbe una presa in carico per l'ADI di livello 1, 2 e 3, date le ipotesi del PNRR in cure palliative, del 4% delle persone sopra i 65 anni, che di fatto è la quota già attuale. Cioè già attualmente il Veneto tratta il 3,9%, quindi quasi il 4% delle persone anziane con questi tipi di assistenza domiciliare. Quindi di fatto l'incremento riguarderebbe soltanto l'assistenza domiciliare di base. L'investimento sempre 1-2 si compone poi delle centrali operative territoriali. Ne sono previste 602, una ogni 100.000 abitanti, anche se il PNR dice una ogni distretto, e vedete che nel caso del Veneto se ne prevedono 49 sulle 601. Attualmente in Veneto ce ne sono già 10 che hanno questo livello di operatività che è qui elencato, e che diciamo si sono dimostrate cruciali, importanti, soprattutto nell'emergenza Covid-19, favorendo l'integrazione tra le varie strutture aziendali e la connessione dei processi e dei percorsi. Infine, ecco l'investimento sugli ospedali di comunità. Vi dicevo che ha certe caratteristiche, di norma 20 posti letto, se ne prevede di attivare 381 in più, con 7.620 posti letto in più rispetto a quelli già presenti, portando la dotazione complessiva quasi a 18 posti letto per 1.000 abitanti, anche se il PNRR dice che bisognerebbe a regime fossero 0,40 per posti letto per 1.000 abitanti. Attenzione, questo è un aspetto interessante, la distribuzione dei posti letto... dottor Rebba, mi scusi tanto. Ho quasi finito. Ho bisogno di un minuto, scusi. Ecco, va bene, un minuto va bene, grazie. Ecco, questa distribuzione è stata effettuata praticamente tenendo conto non di posti letto già attivati, ma della dotazione, ma di come è ripartita in percentuale la popolazione. Quindi di fatto quelle regioni come il Veneto, che hanno già una dotazione molto alta, si troveranno ad avere dotazioni molto più squilibrate in aumento di più rispetto ad altre regioni. Questa è la situazione a livello complessivo, questa è la situazione diciamo per quanto riguarda il Veneto, quindi si prevede di passare da circa 29 posti letto per 1.000 abitanti per gli ODC
a 0,41 su 0,29 per 1000 abitanti a 0,41 posti letto per 1000 abitanti, quindi di più rispetto alla media nazionale, anche se le dotazioni che sono state indicate dal Veneto si riferiscono in realtà a quelli programmati, quindi non sappiamo se tutti questi 1426 posti letti siano realmente attivi. Ecco, un discorso riguarda la stima dei costi del personale. Qui avevo preparato delle slide abbastanza, diciamo, analitiche e vado avanti. L'unica cosa che volevo segnalare è che di fatto a regime, quando nel 2027 non ci sarà più il sostegno del PNRR, anche per una parte legata ai costi gestionali, occorrerà recuperare, diciamo, il PNRR stima circa 1 miliardo e 300 milioni di risorse per riuscire a gestire a regime diciamo le varie componenti, cioè case della comunità, ospedali di comunità e assistenza domiciliare. In realtà però le risorse sono di più, perché in realtà oltre a questo 1.300 miliardi ce ne sono almeno altri 567 legati a infermieri di famiglia il cui costo non è coperto né attualmente né a regime, con riferimento, diciamo così, soprattutto alle case della comunità. Quindi le criticità che io ravvedo sono queste, e cioè la necessità di tener conto non solo della copertura degli investimenti, ma anche dei costi gestionali, e tener conto del fatto che per l'avviamento e il funzionamento dei nuovi servizi bisognerà assumere nuovo personale e formarlo, questo nuovo personale. La seconda criticità è legata al fatto che si prevede nello stesso PNRR una riduzione del numero dei medici di medicina generale, tenendo conto di mantenere un rapporto di 1 per 1500 assistiti, cioè il massimale. Questo non sembra molto coerente con l'obiettivo di potenziare la medicina di prossimità. Non si considera in maniera esplicita il ruolo del distretto sociosanitario e infine permane purtroppo, seppure viene citato, diciamo così, all'interno della riforma degli non autosufficienti, l'integrazione sociosanitaria, permane una separazione tra missione 6, salute, e missione 5, inclusione sociale. Come ha detto giustamente prima l'assessore Lanzarin, occorre invece garantire unitarietà e non frammentarietà degli interventi. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se sono stato un po' troppo lungo. Esco adesso dalla condivisione. Grazie professore, ci scusiamo ancora con il dottor Donini per questo prolungamento, ma il problema è che appunto abbiamo avuto un'urgenza per l'assessore Lanzarin. Dunque, dottor Donini, per la sua esperienza e ancora di più per la sua responsabilità come coordinatore della Commissione Salute nella Conferenza delle Regioni, le chiediamo di portarci il suo contributo e di fornirci un quadro aggiornato su quelli che sono gli indirizzi e le proposte che stanno emergendo nella conferenza, sullo stato del confronto col Ministero e anche con il Governo, sulle politiche e gli interventi che si intendono adottare dopo il lungo periodo della pandemia. I contributi che abbiamo finora ascoltato stamattina ci stanno aiutando per avere un quadro più definito. Aspettiamo il suo contributo. Grazie. Grazie a voi, un ringraziamento particolare ovviamente alla CGIL Veneto, al segretario Paolo Righetti, e la diciamo, relazione del professor Vincenzo Rebba in pratica mi accorcia molto le cose che posso dire, quindi la faccio mia anche per certi aspetti, perché era molto dettagliata, certamente attagliata anche sul Veneto, ma alcuni temi sono di natura più generale e io credo che sia corretto, sia anche giusto in questa fase promuovere incontri di confronto, purtroppo sempre con ritmi, ahimè, non generosi, ma di confronto fra istituzioni, parti sociali, professionisti, per quello che riguarda appunto la costruzione di una visione sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale e
dei servizi ovviamente sanitari, dei sistemi sanitari regionali, che la pandemia ha fortemente, diciamo così, messo a nudo, sia nelle potenzialità, sia anche e soprattutto nelle vulnerabilità. Ma io mi soffermerei su alcune riflessioni che poi sono oggetto anche di discussione dentro alla Commissione Salute, la quale avrà anche modalità di come dire, riunione soltanto di natura, chiamiamola politica, proprio per condividere le strategie di fondo che ci porteranno poi al confronto con il governo su alcune traiettorie di sviluppo dei temi legati al PNRR. Il primo tema che è sotto gli occhi di tutti è insomma la vulnerabilità e la criticità della gestione della cronicità in riferimento alla popolazione anziana, in particolare appunto a questo tema dell'invecchiamento della popolazione, anche e soprattutto in ragione degli stili di vita e delle cure sempre più appropriate rispetto alle varie patologie tipiche di quella fase, diciamo, della vita. Quindi da questo punto di vista è chiaro che, avendo una domanda che potenzialmente nei prossimi anni implementerà e aumenterà, oltre alle risorse del PNRR, oltre agli investimenti in esso contenuti, occorre costruire appunto una vision per la presa in carico dei cittadini, in particolare più vulnerabili, più anziani, in modo tempestivo e in modo appropriato. Per questo credo che la medicina territoriale sia uno strumento indispensabile. Noi abbiamo maturato, credo tutti in Italia, una convinzione, e cioè che per esempio la pandemia si è retta in modo anche diversificato fra regione e regione nei reparti ospedalieri, ma si vince con un'azione efficace sul territorio. E per esempio parlo per l'esperienza dell'Emilia Romagna, ma non solo dell'Emilia Romagna, di altre regioni che hanno nello stesso periodo attivato appunto questi servizi. La costituzione delle cosiddette USCA, cioè di quelle unità operative composte da specialista, da medico di continuità assistenziale, da infermiere, che hanno svolto, almeno nella nostra regione, centinaia di migliaia di prestazioni, ma in Italia milioni di prestazioni, siano state l'indicatore principale di come si potesse affrontare in quella fase l'epidemia e la pandemia con prestazioni erogate a domicilio. Non dimentichiamo che il 95% di coloro che hanno contratto l'infezione da Covid è stata, diciamo così, curata o comunque tenuta al proprio domicilio e osservata, diciamo, al proprio domicilio, però una volta, speriamo presto, lasciatici alle spalle il tema della pandemia, noi non dobbiamo assolutamente smantellare quel sistema. Cioè quel sistema è un sistema di collegamento a mio giudizio molto efficace, molto appropriato, che valorizza e individua il domicilio del cittadino come il primo livello di assistenza. Per fare questo occorre certamente capitale umano, occorrono infermieri, merce rarissima nel PNR, cioè diciamo così, nella programmazione anche governativa
c'è una stima di personale infermieristico che è molto superiore a quella che l'Italia potrà in qualche modo sfornare dal punto di vista della professionalità nei prossimi anni. Quindi questo è un tema irrisolto, per esempio, sul tavolo della Commissione Salute e anche del rapporto col governo. Occorre quindi capitale umano, occorre il medico di comunità, occorre a mio giudizio, ma non sono solo io a pensarla così, riconsiderare la funzione e diciamo così, il rapporto anche con il sistema sanitario delle regioni, dei medici di medicina generale, e occorre appunto far sì che accanto alle professionalità e ai professionisti vi sia una tecnologia adeguata, ecco l'investimento appunto per esempio nei sistemi digitali, che consenta il monitoraggio non solo del teleconsulto o comunque del telecontrollo, ma anche di alcune prestazioni della telemedicina presso il domicilio dell'assistito. Questo è il primo tema, cioè se vogliamo considerare il domicilio del cittadino come primo livello di assistenza, lì ci dobbiamo portare una parte di prestazioni anche nella gestione della cronicità che oggi non vengono erogate a domicilio. Per fare questo occorre appunto non smantellare il sistema di collegamento fra cure primarie, casa della salute e domicilio del paziente, occorre rivedere diciamo così, l'ambito di azione e anche il rapporto con il sistema sanitario regionale dei medici di medicina generale. Occorre investire nelle case della comunità come base, come presidio accanto e valorizzando anche i dipartimenti di cure primarie. Poi ci sono le case della comunità, che sono, diciamo, ciò che si trova a metà strada tra casa mia e l'ospedale, ecco, diciamo così. In Emilia-Romagna noi abbiamo da tempo, io dico sempre che per quello che riguarda il sottoscritto, almeno la mia generazione, siamo nani sulle spalle di giganti, nel senso che chi ha costruito il sistema sanitario, almeno nella mia regione, ha avuto una visione molto, a mio giudizio, lungimirante rispetto alla medicina territoriale. A noi oggi tocca fare il salto di qualità a questa realtà. Ma già adesso noi che abbiamo quasi 130 case della salute attive in Emilia-Romagna e 30 programmate, quindi siamo già più o meno al livello in cui ci dovremmo collocare con gli investimenti i cui fondi risiedono nel PNRR. Queste case della salute, per esempio, hanno già ridotto gli accessi al pronto soccorso del 21%. Hanno provocato un calo dei ricoveri ospedalieri per le patologie trattabili a livello ambulatoriale del 4%, e si è intensificata di quasi il 10% l'assistenza domiciliare al paziente, soprattutto con patologie croniche sia infermieristiche che mediche, curabili, i cui interventi risiedono nelle professionalità infermieristiche e mediche. Questo cosa vuol dire? E sono solo le case della salute attuali, non sono le case della comunità che abbiamo in mente di fare evolvere. Vuol dire che quel presidio è in grado di garantire un ulteriore elemento di prossimità della medicina nei confronti dei cittadini a livello territoriale. Apro una parentesi e la chiudo subito. Bisogna che siamo tutti convinti del fatto che il cittadino non debba necessariamente avere diritto soltanto ad una prestazione o ad un insieme di prestazioni. Il cittadino ha
il diritto alla diagnosi e alla cura della sua patologia e ha diritto a una presa in carico del sistema nel suo complesso. Perché se noi usciamo dal sistema prestazionale nel quale molto spesso si annida anche una certa inappropriatezza, ma soprattutto si come dire, sviluppa una sorta di pellegrinaggio del cittadino nei vari ambiti del sistema sanitario generale, specialistico, eccetera, e si passa invece al sistema della presa in carico. Quella presa in carico, per definizione, deve essere concepita all'interno di una casa della comunità. Laddove ci saranno i medici di medicina generale, io non credo abbia senso che ci siano professionisti di medicina ospedaliera o territoriale che sia, che lavorino da soli. È anacronistico. Un medico di medicina generale che lavora da solo è anacronistico. Non promuove appunto una diffusione delle competenze e delle esperienze rispetto ai suoi colleghi, non interviene nel percorso di come dire, di potenziamento della medicina di gruppo. Non condivide la responsabilità anche clinica, diagnostica rispetto al suo paziente con professionisti che non necessariamente devono essere raggiunti in un secondo tempo dal cittadino paziente e assistito. Quindi occorre che in quelle case della comunità risiedano i medici di medicina generale. Nelle varie forme possibili, contrattuali, accanto a medici di comunità, perché occorre anche potenziare con specialisti cioè affrontare in quella sede non solo la medicina territoriale, ma anche diciamo un certo livello di complessità, ovviamente non alta, e soprattutto sul tema diagnostico, quindi uno specialista, e poi l'integrazione tra il sociale e il sanitario, quindi anche lo psicologo di comunità, l'infermiere di comunità e la comunità, nel senso che occorre anche un sistema di governance di quelle case di comunità che tengano insieme ciò che appunto in qualche modo rappresenta quella comunità di 10 o 15 mila abitanti, adesso a seconda dei target che si vuole dare il governo. Questa sarebbe veramente una grande riforma che ovviamente non potrà avvenire in un quarto d'ora, dovrà essere ovviamente pensata nel corso di questi mesi, realizzata progressivamente nel corso dei prossimi anni, raggiunta, forse io tradisco la mia, come dire, provenienza emiliano-romagnola, attraverso la massima concertazione fra le parti sociali. Noi in Emilia-Romagna non facciamo nulla se non ci confrontiamo e condividiamo con le espressioni diciamo di rappresentanza professionali e sociali. Poi non sempre si va all'unisono, però sicuramente non esiste atto che noi produciamo che non sia discusso preventivamente in quelle sedi. E però occorre farla progredire questa riforma, perché appunto non succeda più che un cittadino abbia degli orari di buco in cui l'unico rapporto con il sistema sanitario o è un numero di telefono o è andare al pronto soccorso. E questo per esempio non solo, diciamo, l'età di mezzo va anche bene per certi aspetti, ma l'età senile e l'età pediatrica no.
E quindi occorre che queste case della comunità siano aperte 24 ore su 24, questo è l'obiettivo. Che abbiano la possibilità di indirizzare, appunto, di gestire anche una complessità che non è l'alta complessità, per l'amor di Dio, perché altrimenti si cade in un discorso molto pericoloso, ma che abbiano appunto gli strumenti per poter dare una risposta che porti quel nostro 21% di riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso almeno 50%. O che porti appunto alla riduzione dei ricoveri ospedalieri per patologie trattabili a livello ambulatoriale dal 3 al 10%. Soprattutto se accanto a queste case della comunità o comunque in prossimità delle stesse noi riusciamo a diciamo così, investire con una certa celerità con appunto gli ospedali di comunità, gli OSCO, e quindi diciamo una rivalutazione anche di un certo tipo di degenza a bassissima complessità per quello che riguarda la medicina territoriale. E infine, perché non voglio ovviamente monopolizzare la discussione, la mia è soltanto un contributo, come dire, un insieme di suggestioni che dovremo poi affrontare insieme nelle diverse opinioni anche che ci sono dentro la Commissione Salute a livello nazionale. Io credo che, appunto, diceva la collega Lanzarin, noi stiamo parlando dell'RSA. Diciamoci la verità, le RSA ormai sono reparti di lungodegenza. Hanno perso, diciamo, la loro connotazione, la loro caratteristica diciamo iniziale, e quindi occorre elevare quegli standard anche con una riforma di accreditamento, sull'accreditamento, per quello che riguarda appunto i livelli di presidio sanitari all'interno delle stesse. Su questo dobbiamo, in un periodo transitorio, maturare quella flessibilità e quell'elasticità che forse ci farà discutere anche fra di noi, nel senso che se tu non hai infermieri e molto spesso gli infermieri che sono nelle RSA vengono assunti dalle ASL, e quindi sostanzialmente le RSA compongono un percorso formativo che poi va a dispiegarsi presso altrove, diciamo così, ed è del tutto evidente che se non si vuole far rimanere quella realtà, una realtà depredata appunto a livello professionale, si deve intervenire con tutti i mezzi a disposizione, anche con l'autorizzazione da parte del governo della non esclusività della prestazione del personale infermieristico rispetto al servizio, al diciamo, sistema sanitario pubblico, facendo appunto sempre nell'ambito del tetto dell'orario europeo, facendo comunque alcune prestazioni dentro a quelle realtà, a quelle strutture. Perché non si può dire che ci vogliono infermieri se poi gli infermieri non ci sono, oppure quelli che ci sono vanno via. Noi le abbiamo provate tutte, ma francamente il risultato è stato molto scadente da questo punto di vista come risultato ottenuto. E infine per portare, ecco, gli assistiti dall'attuale 4 al 10%, gli assistiti domiciliari, facendo dell'Italia con grande ambizione il primo paese in Europa per assistenza agli over 65, in linea con paesi molto più avanti di noi adesso come la Germania e la Svezia, oltre ai medici di medicina generale, gli infermieri delle comunità, le case della salute, le USCA di cui ho parlato, io credo che un tema grande sia quello dei caregiver. Dobbiamo come dire,
passare, noi abbiamo una legge sui caregiver a livello regionale, credo che occorra una normativa di riferimento più generale e che possano essere considerati parte appunto terminale, ovviamente capillare del sistema di assistenza. Io mi fermo qui perché non parlo della parte ospedaliera. La parte ospedaliera è ovviamente quella apparentemente più data, più certa, cioè quella per la quale occorrono investimenti che vadano sostanzialmente a favorire la multidisciplinarità dei professionisti. Noi per esempio le nuove terapie, io quando mi insediai, le terapie intensive che costruimmo non le abbiamo costruite diciamo in strutture lontane dagli ospedali, le abbiamo costruite negli ospedali o nei luoghi di prossimità agli ospedali, in modo che potesse essere favorito al massimo il tema della multidisciplinarità fra i professionisti. Dico sempre, cosa c'è di meglio di un buon professionista? Un buon professionista che sa lavorare insieme ad altri buoni professionisti. Ecco, quello è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. E poi ovviamente la obsolescenza delle attrezzature. Io non ho la visione ancora completa di tutta l'Italia, ma dai colloqui informali che ho svolto con molti miei colleghi, ci sono molte regioni che hanno ospedali. Noi siamo anche noi abbiamo come Emilia Romagna una necessità di ricambio diciamo di tecnologia interna anche alle strutture ospedaliere, anche a quelle più, diciamo, rilevanti, e quindi da questo punto di vista sicuramente la tecnologia ospedaliera va assolutamente potenziata e rinnovata, e poi concepire gli ospedali come ce li ha imposti il Covid, perché è tutta un'altra dimensione di spazi, è tutta un'altra come dire, paradigma sulla sicurezza dei percorsi, sicurezza sia dei degenti sia degli operatori. Credo che all'orizzonte, non so se fra pochi anni o molti anni, ma all'orizzonte ci sia da affrontare anche il tema delle patologie derivanti da antibiotico resistenti, quindi questo è, come dire, una spada di Damocle che prima o poi una qualche generazione di amministratori o rappresentanti delle istituzioni o delle parti sociali avrà sulla testa, e bisogna cominciare a pensarci da subito. E quindi da questo punto di vista, per quello che riguarda gli ospedali, confermare a mio giudizio quello che ha funzionato bene, cioè la differenziazione fra hub e spoke, procedendo con delle reti diciamo così, di percorsi soprattutto per le grandi patologie, per le patologie più estese. E due ultime cose veloci. Non so se ci siamo accorti tutti, secondo me sì, sta cambiando molto anche la natura stessa delle farmacie. Non possiamo più ignorarla, questo mutamento, dobbiamo accompagnarlo, dobbiamo farlo evolvere, completando pienamente quello che è il tema della farmacia dei servizi, e poi ecco, appunto, inserire anche da questo punto di vista quell'ambito nella filiera, diciamo così, della territorialità. Mi ero segnato altre cose, ma sono già in ritardissimo, quindi io mi devo giustificare. La ringraziamo comunque molto per la visione che ci ha dato e anche per la sua disponibilità. Grazie a voi. Buon lavoro, grazie. Grazie Assessore, alla prossima occasione. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
Adesso proseguiamo i lavori con l'intervento di Elena Di Gregorio, che è la segretaria generale regionale dello SPIDEL Veneto. Elena, a te la parola. Ora il panorama è decisamente molto ampio. Gli spunti che sono venuti dalla discussione di questa mattina, dalla relazione di Paolo e dagli interventi degli assessori, ci hanno ulteriormente chiarito la situazione. Per cui una valutazione da parte tua senz'altro ci è gradita. Bene, io intanto ringrazio Paolo per aver voluto e organizzato questo appuntamento che si sta rivelando veramente molto, molto interessante, molto utile, con tutti i contributi che ci sono stati, che mi hanno preceduto, che come dicevi tu Assunta, insomma, hanno messo sul piatto veramente quelle che sono le problematiche con le quali ci misuriamo noi oggi. Io cercherò di rappresentare, diciamo, il punto di vista di una parte della popolazione, quella anziana, di cui improvvisamente si è parlato molto in questi mesi, ma se ne è parlato solo nella misura in cui ne sono morti tanti, no? Quindi si parla di anziani solo quando diciamo, irrompono sulla scena sociale, e non mi pare invece che ci sia ancora l'adeguata consapevolezza, la necessaria consapevolezza delle implicazioni politiche e sociali derivanti dall'invecchiamento della popolazione. In Veneto siamo quasi il 25%, quindi un quarto ormai della popolazione, con una percentuale che tendenzialmente insomma, è destinata a crescere molto rapidamente. Quindi credo ci sia proprio la necessità di ragionare assieme sulle sfide che questo invecchiamento pone anche alla sanità regionale, e per farlo, come ha fatto bene Paolo insomma, nella sua relazione, credo sia necessario partire anche dalle criticità che il Covid ha fatto emergere, criticità che erano già preesistenti, che avevamo già denunciato, ma che sono esplose con la pandemia. E quindi innanzitutto la riduzione della presenza nel territorio. Noi l'avevamo detto, l'avevamo riscontrato, l'avevamo fotografato, ma il Covid l'ha fatto rilevare pesantemente. Una carente integrazione socio-sanitaria a tutti i livelli e un'assenza di dialogo. Io mi soffermo su questo perché l'ho sperimentato anche personalmente, purtroppo io e la mia famiglia colpite con genitori anziani colpiti da Covid, un'assenza di dialogo tra le strutture. Quindi banche dati che là dove esistono ancora comunque non sono messi a rete, non si parlano, e quindi anche gli investimenti del PNRR dal punto di vista della digitalizzazione credo che dovrebbero e potranno fare molto anche dal punto di vista della sanità. Anche in una regione come il Veneto, insomma, che è avanzata, assolutamente siamo un collaboratore da questo punto di vista. E soffriamo di una eccessiva verticalizzazione. Si è guardato in questi anni all'efficienza in termini di costi, e anche in termini di specializzazione, ma poco in termini di qualità della prestazione per l'utente. Noi invece ripartiamo dal fatto che bisogna rimettere al centro la persona e i suoi bisogni, e questo comporta un ripensamento di tutta la filiera, a partire dal ruolo dei medici di medicina generale, che vanno coinvolti e responsabilizzati. Stanno diventando sempre più dei burocrati, invece devono diventare e tornare ad essere il fulcro del rapporto tra il cittadino e la sanità. Può rappresentare quella presa in carico di cui parlava anche prima Donini, no? Rispetto, no, al rapporto tra cittadino e il sistema sanitario, presa in carico e servizio di prossimità che consente quindi la conoscenza dei bisogni, delle patologie e anche l'appropriatezza delle cure, no? Evitando un ricorso improprio all'ospedalizzazione o altri servizi. Questo però appunto implicherebbe o implica il fatto che i medici devono essere integrati pienamente nel sistema di sanità pubblico. E io credo, faccio un passaggio in più anche rispetto a quello che veniva detto in precedenza, anche se si intuiva, anche dal punto di vista del rapporto contrattuale. So che su questo c'è un dibattito aperto anche a livello nazionale, ci sono anche delle indicazioni nel PNRR. Così come penso che dobbiamo recuperare qui in Veneto il modello di medicina di gruppo integrato.
troppo frettolosamente accantonato da parte della regione per problemi di costi. E sotto gli occhi di tutti invece l'abbiamo sperimentato anche con le vaccinazioni, laddove c'erano e ci sono le medicine di gruppo integrate, queste sono riuscite a intervenire efficacemente e tempestivamente, quindi garantiscono quel servizio di prossimità che, il medico singolo, la professionale singola non riesce a garantire. Io sono molto d'accordo, condivido insomma le considerazioni che venivano fatte in precedenza appunto da Donini, come non condividerle, le condivido sia nel merito delle proposte rispetto all'integrazione e anche nel metodo, no? Perché onestamente proviamo un po' di invidia quando sentiamo parlare del livello di coinvolgimento e di concertazione che si pratica in qualche altra realtà regionale a noi vicina. Purtroppo non è così nella nostra regione. L'invecchiamento e l'aumento delle cronicità ci costringe a fare i conti con la non autosufficienza, rispetto alla quale noi da tempo, anche a livello nazionale, sollecitiamo insomma, la necessità di una soluzione di una legge quadro nazionale che armonizzi i trattamenti superando l'attuale frammentazione, dando anche una articolazione di risposte, perché sono diversi bisogni, no, rispetto alle fragilità fisiche e mentali, che purtroppo sono sempre più frequenti. Il PNR finalmente assume questo impegno, quindi assume l'impegno di arrivare alla definizione di una legge quadro nazionale e d'altra parte, permettetemi, sarebbe stato paradossale che un piano che è nato proprio per dare una risposta a una tragedia dimenticasse proprio coloro i quali sono stati più colpiti, no, dalle principali vittime rispetto a questo. In Veneto si quantificano, si contano circa 200.000 non autosufficienti, di questi ante-Covid solo poco più di 30.000 erano ricoverati, ospitati nelle case di riposo, un numero che adesso ci diceva l'altro giorno la regione è sceso, insomma siamo arrivati a 28.000. Per noi invecchiare a casa propria resta e deve restare la prima opzione. Però se noi guardiamo poi i dati di come viene garantita l'assistenza domiciliare, io mi permetto di dire insomma, che non possiamo, come diceva l'assessora Lanzarin prima, dire che funziona l'ADI. È vero, copre un numero molto ampio di cittadini veneti, ma la ricerca di IRES, il lavoro di Barbara Bonvento ha evidenziato che vengono garantite 6 ore medie all'anno. Non stiamo parlando di un'assistenza domiciliare che possa essere adeguata a rispondere a bisogni sempre più complessi della cronicità e della non autosufficienza, e vengono erogate tra l'altro prestazioni legate alle singole patologie, quindi manca anche quell'azione multidisciplinare che consenta di riconoscere le diverse fragilità sotto diversi aspetti. Quindi noi abbiamo sia un problema di quantità del servizio e quindi di un aumento delle ore erogate. Abbiamo un problema di qualità, quindi un approccio e una visione di insieme, e un problema di accesso. Noi sempre più facciamo i conti, ci confrontiamo con familiari, con anziani che lamentano questa difficoltà enorme nella nostra regione nell'interfacciarsi con i servizi messi a disposizione, e questo diciamo, è uno dei primi punti che va affrontato, quindi la necessità di un punto unico di accesso che metta in rete l'insieme dei servizi che sono messi a disposizione da diversi soggetti, dalle ASL, dai comuni, da chi si opera, di chi si agisce rispetto a questi temi, e vanno ricostruite, ripensate risposte necessarie, proprio diversificandole in base alle fragilità, integrando una prestazione di natura medico-infermieristica con quelle che invece oggi sono molto marginali, che sono interventi di sostegno all'attività fondamentale che una persona anziana non autosufficiente a casa quotidianamente non riesce a compiere. È necessario quindi la presenza di operatori che rappresentino un punto di riferimento, di affiancamento e di sostegno per le famiglie, per i caregiver, e anche su questo insomma, non posso che condividere la proposta, la riflessione che veniva posta prima rispetto agli assistenti familiari che devono essere integrati concretamente nel sistema dei servizi e uscire anche da quella cono di ombra di lavoro irregolare che caratterizza e che non è più accettabile nella nostra società, che
che caratterizza insomma quelle che vulgarmente chiamiamo le badanti. L'estensione della telemedicina che veniva evocata anche, io penso possa rappresentare anche un importante aiuto nel servizio, nella gestione della domiciliarità, però noi dobbiamo dirci che ad oggi noi non sappiamo che fine abbiano fatto le risorse che il governo nel 2020 ha messo a disposizione delle regioni, quindi non sappiamo in Veneto dove sono state destinate queste risorse per la telemedicina, così non c'è chiaro il ruolo strutturale delle USCA, no? Che prospettiva avranno, e pensiamo anche noi insomma, che possono svolgere un ruolo fondamentale, ma vanno potenziati, perché attualmente insomma, le USCA che abbiamo in Veneto sono assolutamente insufficienti, e abbiamo visto con il Covid, ci sono territori che sono sguarniti rispetto a questa funzione, e degli infermieri di comunità noi abbiamo perso tracce perché insomma non abbiamo notizie di attuazione nella nostra regione. Ecco, la domiciliarità non va in nessun modo però messa in contrapposizione con la residenzialità. Sono due sistemi che devono convivere per dare proprio una risposta articolata a bisogni che sono sempre più complessi. A me ha fatto piacere insomma, sentire l'assessora Lanzarina oggi esprimersi in maniera così molto chiara rispetto a questo tema, perché onestamente mi preoccupano orientamenti che mi pare insomma, emergono anche dalla Commissione Paglia a livello nazionale, che tenderebbero a demonizzare le RSA, che hanno tanti problemi, tante criticità, sulle quali dobbiamo mettere pesantemente le mani, come abbiamo detto anche rispetto al Covid, ma lo dicevamo anche prima, ma che hanno una proprio ragione di essere, perché appunto la fragilità del sistema delle case di riposo è emersa con chiarezza. Ci abbiamo fatto i conti noi in Veneto, le strutture si sono trovate impreparate e non adeguate a fronteggiare la pandemia e hanno mietuto un numero di vittime veramente rilevante. Noi oggi però, per dire, in Veneto non siamo nelle condizioni di sapere quanti sono stati i decessi nelle case di riposo, perché la nostra regione ha segretato i dati, e quindi gli ultimi dati che noi abbiamo sui decessi nelle case di riposo risalgono al 10 dicembre, poi non abbiamo più avuto e non sono più reperibili informazioni chiare rispetto a questa evento così tragico. A quella data noi i decessi erano quasi la metà dei decessi in Veneto, poi c'è stato, sapete, i 2 mesi in cui il Veneto ha registrato un numero di morti veramente alto e inaccettabile, anche perché siamo rimasti in zona gialla, ma insomma non riprendo le cose che ha già detto Paolo nella relazione che abbiamo denunciato per tempo. Oggi le RSA ospitano quasi esclusivamente persone non autosufficienti, con in Veneto un'età media molto elevata, superiore di 85 anni, e con bisogni che sono prevalentemente sanitari, no? Veniva detto bene anche prima, ma tutto questo non è stato accompagnato con un'adeguata evoluzione anche delle figure professionali necessarie per garantire servizi di qualità, sia dal punto di vista numerico, perché gli standard sono ancora, di personale sono fermi ancora a 20 anni fa, ma anche dal punto di vista appunto professionale, di specializzazione, penso insomma a determinate figure, insomma, e l'abbiamo toccato con mano anche con la pandemia. La Regione ha presentato il PDL 6 sulla riforma delle IPA, siamo l'unica regione in Italia che non ha ancora adempiuto all'obbligo di riforma delle IPAB. Noi però insomma come unitariamente come sindacato abbiamo presentato delle proposte, delle integrazioni, delle riflessioni, perché pensiamo che questa debba essere, siamo in ritardo, ma possa essere l'occasione invece per non solo definire la disciplina di tutte le strutture residenziali, ma anche per ragionare su interventi più complessivi che riguardino sia la residenzialità che l'assistenza territoriale. Io riepilogo, perché appunto non abbiamo molte occasioni anche di confronto con la Regione, io riepilogo velocemente insomma quelle che sono le nostre richieste, perché penso che intercettino bisogni reali, concreti, e anche c'è un microfono acceso. Scusate, c'è qualche microfono acceso di più. Provate a spegnere.
Grazie, grazie, ciao Lecco. Non solo intercettino i bisogni reali, insomma, di cui siamo buoni sensori anche, ma anche un sentimento diffuso nella società di cui la regione deve tenere conto necessariamente. Quindi, innanzitutto, un aumento del numero delle impegnative di residenzialità che è fermo da troppo tempo ed è assolutamente inadeguato per dare risposta a quelli che sono i bisogni, e un adeguamento del valore no, di questi importi, perché in questi anni sono aumentate sensibilmente le quote alberghiere, rendendo per molte famiglie veramente insostenibile il costo delle case di riposo. Noi abbiamo avuto notizie, all'inizio del 2021 sono stati richiesti aumenti delle rette da parte di diverse case di riposo per far fronte ai costi del Covid e anche alla perdita, proprio in senso letterale, di ospiti. Ecco, ci sono difficoltà oggettive, ma noi riteniamo che non sia accettabile che questi costi vengano scaricati sulle persone e sulle famiglie. La Regione deve intervenire in maniera organica garantendo la sostenibilità delle case di riposo, se ritiene che sia uno strumento utile per affrontare un pezzo del tema della non autosufficienza. Proponiamo di definire uno o più redditi tipo in maniera tale che vengano applicati in maniera uniforme e omogenea in tutte le strutture per diciamo, definire un onere equo a carico dell'utente e agganciato concretamente alle condizioni socio-economiche e patrimoniali. E poi proponiamo anche l'introduzione di un terzo livello di impegnativo, una nuova tipologia di alta intensità che abbia un valore economico perlomeno equivalente a quello della quota giornaliera dell'ospedale di comunità. Ovviamente c'è tutto il tema degli standard di personale. Qualsiasi riflessione che noi possiamo fare sulle funzionalità delle case di riposo non può prescindere dalla presenza di personale in numero adeguato, sia appunto quantitativo che dal punto di vista anche delle professionalità, delle competenze. E quindi non solo gli infermieri ed OS adeguatamente formati, ma figure specialistiche come fisioterapisti, logopedisti, e anche la presenza del medico deve garantire un presidio orario più ampio e deve essere garantito attraverso l'assunzione diretta nelle strutture, privilegiando la figura del geriatra di cui c'è estremamente bisogno in queste strutture. Gli standard strutturali vanno rivisti anche per quanto riguarda il tema della sicurezza e la qualità della vita degli ospiti. Abbiamo visto insomma con il Covid quanto siano inadeguate e obsolete le nostre strutture residenziali. Vanno rivisti gli spazi, privilegiando camere singole, non solo per un problema di sicurezza, ma anche di qualità appunto della residenzialità, spazi comuni per la vita sociale. E anche una riflessione va fatta sulla dimensione delle strutture. Il Covid ha messo in evidenza come ci siano criticità sia sulle strutture troppo grandi che su quelle troppo piccole. E quindi un modello potrebbe essere quello di un'aggregazione delle strutture per razionalizzare le funzioni amministrative e consentire la trasformazione in veri centri di servizio pubblico. Lo diceva Paolo, sono molto d'accordo, aperti al territorio e inseriti strutturalmente nella rete socio-sanitaria territoriale in stretto rapporto con il distretto, che deve essere il vero perno. Questa è una vera riforma. E poi le strutture residenziali non possono essere concepite come il fine vita. Devono essere luoghi in cui non venga mai persa di vista la dimensione umana. E per questo riteniamo che sia indispensabile che nel nuovo organismo degli utenti, che il PDL 6 prevederebbe di costituire, sia prevista un'adeguata rappresentanza anche delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei pensionati del territorio. Ecco, penso che la riforma delle RSA debba inserirsi concretamente in una riforma complessiva della cura, e abbiamo bisogno anche nella nostra regione di pensare a una legge organica complessiva sulla non autosufficienza. E vista l'importanza di questi temi, che non riguardano una parte rilevata, sfigata di cittadini anziani, ma riguardano loro, le loro famiglie, e con l'invecchiamento della popolazione riguarderà sempre più tutti noi, sarebbe importante, è necessario insomma
garantire la partecipazione, il coinvolgimento nelle scelte, il confronto con la società e con le organizzazioni di rappresentanza, tutte. E quindi credo che sarebbe importante veramente la costituzione di un tavolo permanente a livello regionale che tratti i temi degli anziani. In qualche territorio si è fatto, penso insomma all'osservatorio che è stato costituito per primo a Treviso, ma poi non solo, e diciamo garantisce appunto un tavolo di confronto insomma che è efficace, che consente di affrontare assieme le criticità che emergono. Ecco, io penso che sarebbe indispensabile e importante costituirlo anche a livello regionale, e non farebbe male anche nel nostro Veneto uscire dall'autoreferenzialità e coinvolgere di più le parti sociali, perché stiamo parlando non di temi che attengono alla responsabilità o solamente alla responsabilità degli amministratori, ma stiamo parlando di un bene pubblico quale la salute, che non necessita di scelte condivise e costruite assieme. Io vi ringrazio proprio per questa occasione, penso sia un passaggio molto importante per noi tutti. Grazie. Grazie Elena. Io adesso darei la parola a Ivan Bernini, anche a lui 10 minuti, un quarto d'ora, per riuscire poi a rimanere nei tempi che ci siamo dati stamattina. Sì, Prego, intanto Ivan. buongiorno a tutti. Probabilmente riesco a stare nei tempi, considerando che ampia parte dei temi sul personale sono stati trattati in precedenza, diciamo, nella spaziare delle idee. Ora, io, prima di entrare nel merito dei contenuti che mi sono stati assegnati, terrei a fare una premessa che mi pare non indifferente, proprio alla luce della ricerca che ha dato precisi indicazioni, diciamo, sullo stato di salute con il suo testo d'aggiornamento sulla sanità veneta. Allora, io, anche alla luce delle cose che sono state dette stamani e che Vincenzo Rebba ha consolidato, a partire da quell'affermazione dove dice le caratteristiche costitutive del Veneto sono state fondamentali anche nella gestione della pandemia, riterrei utile, cambiando anche un paradigma nella narrazione, cominciare ad affermare non solo quello che non funziona, ma cominciare anche ad affermare quello che funziona. Lo dico alla luce dei dati che sono emersi, perché penso che potremmo dirci stamani che, ad esempio, quella ricerca, che è stata importantissima, ricca di indicatori, ci dice che nella nostra regione un pezzo di sanità funziona, con tutti i problemi del caso, migliorabile, perfezionabile, con la necessità di ridurre le disomogeneità che quella ricerca mette molto bene in evidenza, ma potremmo cominciare a dirci, ad esempio, che mediamente, ecco, uso questo termine, mediamente, ad esempio, le funzioni ospedaliere, le funzioni di cura, le funzioni di assistenza svolte in prevalenza dal servizio pubblico in questa regione funzionano. Perché faccio questa affermazione che ritengo importante? Perché ci permette di fare anche altre tre cose utili e necessarie, io penso, da parte nostra. La prima, dentro ad una polarizzazione del dibattito, anche in questa regione, nel quale o va tutto bene o va tutto male, spesso manca il punto di vista, come dire, scientifico sulla base di quello che c'è, e quindi stiamo parlando di percezioni soggettive che rispondono, come dire, agli umori e sentiment più che a dati concreti. Allora, affermare, ad esempio, che c'è un pezzo di sanità che funziona, io penso consente a noi, a tutti gli attori protagonisti del sistema, al decisore pubblico, di concentrarsi e di porre attenzione non su quello che funziona, perché lì bisogna, come dire, avere la grande attenzione a far sì che non ci sia un arretramento, ma a porre tempo, risorse e energie su quello che funziona meno o su quello che non funziona proprio. E questo è il primo dato. Il secondo dato, perché secondo me è importante anche che noi valorizziamo quello che funziona nel sistema pubblico, perché dentro a questa polarizzazione del dibattito noi dovremmo dire, ad esempio, che la pandemia nella nostra regione ha dimostrato che è stata gestita e se ne è fatto carico il sistema pubblico dei servizi. Nel momento in cui
in una narrazione in cui si racconta che va tutto male, ci sono anche altri due tipi di problemi. Il primo, un livello di fiducia e di percezione. E guardate che quando il livello di fiducia e percezione viene meno da parte dei cittadini, le ricadute ce le abbiamo nei confronti di quei lavoratori. Io penso che un fenomeno lungo di questi anni, anche le aggressioni, anche gli atteggiamenti nei confronti di chi lavora in questi servizi, è stato molto sviluppato anche attraverso una narrazione che ha determinato un grado di sfiducia, ma soprattutto, anche qua mi permetto di dire, valorizzare quello che funziona impedisce a chi ha l'intenzione di entrare in questo sistema di poter fare alcune affermazioni. Noi anche nella nostra regione, ad esempio, no, c'è stato un dibattito, si sta privatizzando il sistema sanitario pubblico. Ora anche qua grande attenzione dico, perché se noi guardiamo agli ospedali, ad esempio, dove molto si concentra l'attenzione, là il privato è quasi ininfluente da noi. Per una ragione, perché abbiamo un sistema pubblico dei servizi che funziona e perché il privato non riesce a incunearsi dentro un sistema che funziona. Secondo, dato non di poco conto, il privato non investe laddove c'è complessità, laddove ci sono costi e laddove non ha spazi, uso sto termine brutto, di competizione con un sistema pubblico dei servizi. Questo ci permette anche di porre attenzione a quello che diceva Reb, a quello che emerge dalla ricerca, su quello che invece oggi è in sofferenza. Alcune cose sono venute fuori oggi, io mi permetto di aggiungere che dovremmo guardare con attenzione alla filiera nel suo insieme, perché emerge anche da questa ricerca, ad esempio, che tutto quello che attiene alla riabilitazione, che è uno della filiera fondamentale, come dire, visto che gli accessori non ci sono più, ma questo presa in carico è diventato un po' il mantra. Ecco, se vogliamo prendere in carico con una visione olistica, dobbiamo tenere insieme tutto il sistema. La riabilitazione nel Veneto è in mano esclusivamente al privato. Questo è uno dei punti, secondo me, sui quali dovremmo porre attenzione, così come, mi permetto di dire, dovremmo porre attenzione su tutta la partita che attiene alla prevenzione, perché anche qua emerge, io dico in maniera un po' così, ogni tanto quando muoiono persone nel lavoro ritorna il tema della prevenzione e della sicurezza. Ecco, consolidare invece un'attenzione su tutto quello che sta dentro i dipartimenti di prevenzione forse sarebbe utile e necessario, perché altrimenti si rischia di focalizzarci su alcune questioni. Ho fatto questi esempi per dire, tutti guardavano alla privatizzazione degli ospedali, qui abbiamo il rischio di privatizzazione su tutto quello che è al di fuori degli ospedali, e su questo io penso noi dovremmo porre grande attenzione, e per quello dico che vale la pena di affermare invece il valore di quelle cose che funzionano. Sulla questione che mi è stata consegnata, il personale, i fabbisogni, gli standard, io potrei cavarmela con una battuta. Senza lavoratori, senza investimenti sul lavoro, senza investimenti su competenze, formazione e professionalità, puoi avere tutte le più belle idee che hai, ma tu non porti a compimento quel disegno. E mi permetto di dire anche che se gli assessori non c'è più, che senza interventi legislativi che abbiano anche il coraggio di mettere in ridiscussione alcuni interventi legislativi operati nel corso di 30 anni in questo paese, non se ne esce. Lo dico perché anche ascoltando le parole dell'assessore Lanzarin, che ha un ruolo fondamentale in seno alla conferenza Stato-Regione, del nuovo coordinatore della sanità delle regioni, c'è un aspetto che mi preoccupa. La prima, che capisco, come dire, che in piena emergenza tu provi anche a immaginare degli interventi anche rispetto all'emergenza sul personale che possano dare sollievo alle emergenze del caso, ma se non cambi, come dire, l'impostazione e non capisci sul perché si è arrivati a questa situazione, temo che continueremo a ragionare in una logica esclusivamente emergenziale. È vero che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come dire, dà degli spunti importanti. Mi permetto di dire che anche i decreti legge, ad esempio, sulle assunzioni del personale, sulle infermiere di famiglia, sono stati importanti dentro alla gestione della fase emergenziale,
ma segnalo che tutti gli interventi che dentro lì ci sono parlano di lavoro con contratti a termine, con contratti precari. Ora io capisco che quel piano e quelle tanti miliardi di risorse vengono investite per la ripartenza del paese, ma penso che accanto a quel piano lì una forte sollecitazione che dalle regioni dovrebbe arrivare, dalle organizzazioni sindacali, e che si accompagni quel piano anche con una legislazione che deve vedere luce dal mio punto di vista nella costruzione della prossima legge di stabilità, che parli del piano straordinario di strutturazione di assunzioni stabili di buon lavoro e di potenziamento del sistema nel suo insieme, altrimenti io temo ci ritroveremo costantemente nell'emergenza. L'altro tema che ci ripropone, come dire, anche, e ci ripropongono alcune suggestioni. Abbiamo ragione tutti nell'affermare, tutti ormai affermano che c'è un problema su tutto quello che è al di fuori degli ospedali. Bene, ma allora forse la riflessione anche su cosa succede nelle RSA, su come si potenzia e si migliora il servizio territoriale, parte da riflessioni profonde su due aspetti fondamentali. Il primo, una riconsiderazione anche della legge 328, adeguandola anche e alla luce di quello che è accaduto, immaginando una riforma di settore nel suo insieme. Ha ragione l'assessore Lanzarin quando dice stiamo discutendo e c'è una priorità ad esempio nell'implementare il fondo sulla non autosufficienza, ma mi permetto di dire che quella roba lì è importante, ma prima di quella roba lì servirebbe definire i LIVEAS, i LEA, che cosa consideriamo diritti universali alla pari della sanità in questo paese, in maniera da definire una legge sulla non autosufficienza, una legge di riforma complessiva, diciamo, sul sistema nel suo insieme, e la capacità anche di finanziare quello che vogliamo considerare diritti universali. E penso che alla luce anche degli scenari demografici forse vale la pena interrogarci in profondità su come affrontare da qua ai prossimi anni lo sviluppo anche del sistema nel suo insieme. L'altra cosa, anche qui preso da alcune sollecitazioni, va bene, io le sto sentendo molte cose, coordinatore della sanità Donini, immaginando e immagino insomma di fare un'operazione molto pragmatica e molto necessaria rispetto a affrontare i problemi che si determinano anche rispetto ai numeri e come dire, alle professionalità presenti attualmente. Immagina delle suggestioni. Ecco, io sono preoccupato perché non vorrei tornassimo ulteriormente indietro senza aprire una riflessione sul perché siamo arrivati qua. E uno dei temi che mi permetto di dire che rischia di non essere messo in discussione ha a che fare esattamente con la seconda riforma sanitaria, quella di Lorenzo, sulla quale la Bindi aveva provato anche a mettere mano, ma quella roba lì ha determinato due elementi. Il primo, ha messo in competizione un bene fondamentale che è quello la salute, e siamo di fronte ad una competizione, attenzione, non solo tra pubblico e privato ma all'interno dello stesso servizio sanitario pubblico. Primo elemento che forse va riconsiderato in un'ottica generale. La seconda, io capisco il tema del principio della esclusività, non vorrei tornassimo in una situazione precedente nella quale nel servizio pubblico c'erano soggetti che tibravano il cartellino e dal servizio pubblico erano retribuiti ma poi lavoravano nel privato. Ora anche qua mi parrebbe una semplificazione in termini, e se capisco alcune suggestioni nell'affrontare un problema che si è prodotto e che rappresenterà un grosso problema da qua ai prossimi anni, non vorrei che le situazioni e le soluzioni fossero queste. E allora lo dico, sul personale non c'è solo un problema di numeri, c'è un problema, come dire, di cultura. C'è un problema di cultura. Bisognerebbe la politica si interrogasse, ecco perché ho citato anche i provvedimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché alcuni vincoli legislativi sulla possibilità di incrementare il personale, e che non partono da poco, partono dal 2004, sono ancora tutti lì e non sono stati modificati di una virgola e non consentono al soggetto pubblico di poter assumere. Perché? Perché ancora c'è, come dire, quell'idea che va privilegiato il contenimento dei costi e la riduzione della spesa pubblica, dimenticando che quello che si è determinato allora ha avuto ricadute importanti.
ai tempi nostri, e quindi quella è una delle cose che vanno tolte, con meccanismi di flessibilità se serve, in ragione delle esigenze che si manifestano sulle singole realtà anche territoriali. Su questo io non escludo anche possibili interventi di flessibilità da questo punto di vista. Il secondo punto, è certo che non ci sono medici, infermieri, OS, perché dentro a quell'idea che dovevi disinvestire, dovevi abbassare la spesa pubblica, hai reso anche meno attrattiva queste professioni. Allora, che cosa fare? Intanto intervenire sul sistema formativo. Si è detto, è da tanti anni che sentiamo parlare del numero chiuso, dell'imbuto formativo, del scarso numero delle borse di studio, e ne abbiamo parlato a lungo periodo senza intervenire, quello che ha prodotto la situazione attuale, nella quale ci sarebbe bisogno di un fabbisogno di personale, ma non siamo in grado di averlo in relazione anche al fabbisogno formativo e a quello che esce dalla formazione universitaria. Il secondo, sono passati oltre 20 anni dalla riforma del sistema ordinamentale, che ha introdotto anche la previsione nel sistema formativo della laurea per tutte le professioni sanitarie. Io capisco che nell'emergenza è più facile fare una delibera dove tocchi una professione immaginando in maniera suggestiva di allargarne competenze, mi riferisco agli OS, ma io penso che invece l'altro tema che vedo prioritario, che spero che la conferenza Stato-Regioni se ne faccia carico, è come ridefiniamo complessivamente il sistema ordinamentale e come facciamo crescere contestualmente tutte le professioni, perché tra i dati che sono frutto anche della ricerca, ma ne abbiamo discusso anche nel momento in cui è venuta fuori, se vogliamo potenziare alcuni aspetti territoriali, bisognerà cominciare a dire ai medici che alcune funzioni che oggi non vogliono togliersi sono funzioni che alcune professioni sanitarie possono gestire perché ne hanno competenze. Ed è chiaro, è l'ultimo, che in tutta questa partita bisogna essere chiari. A me preoccupa questa idea, perché tutti sono d'accordo oggi sulla necessità di un intervento sulle strutture residenziali. Io non nascondo che alcune suggestioni della Commissione Paglia piacciono poco, se devo essere sincero, e mi paiono essere un po' troppo semplificative, ma danno dei punti di vista di partenza che noi dobbiamo provare ad esplorare. Però quando io immagino una riforma complessiva di settore, immagino due cose, sul quale anche la politica deve essere chiara, perché Donini ha detto, nei fatti diciamoci che le RSA sono diventate delle lungodegenze, sì bravo, quelle lungodegenze che hai chiuso nelle strutture ospedaliere. Allora immaginare, come dire, da un lato di chiudere ospedali, di ridurre i posti letto e dall'altro di trasferirli con finanziamenti diversi, non dentro ai LEA e con standard diversi di personale nelle strutture residenziali, non ci fa altro che fare un passo indietro. Allora io immagino una riforma di settore che guardi a un disegno complessivo che omogeneizzi tutto il settore, e qui noi abbiamo una grande responsabilità anche come sindacato, che provi anche a fare quello che da anni diciamo che è necessario fare. Quando tu hai una competizione non solo legislativa ma anche una competizione contrattuale, è del tutto evidente che si generano le condizioni che abbiamo vissuto oggi, e allora forse serve ragionare su un contratto di settore applicabile indistintamente dal tipo di gestore, perché noi abbiamo scritto un documento, l'abbiamo provato a fare insieme unitariamente, abbiamo indicato ad esempio, faccio questo esempio, che nelle IPAB che mantengono il carattere pubblico vada applicato il contratto della sanità pubblica, ma se contestualmente non diciamo anche che serve un unico contratto dall'altra parte e che abbia una caratteristica uguale al contratto della sanità pubblica, noi in qualche maniera, immaginando anche di dare una buona soluzione, spingiamo queste strutture ad andare altrove. E allora forse per evitare anche una competizione contrattuale serve immaginare che dentro la riforma di queste strutture vi sia anche la capacità di agire su una riforma contrattuale. Su questo, per non essere frainteso, il sindacato è d'accordo. Il problema è che le associazioni di rappresentanza vogliono mantenere uno status quo che oggi hanno e sono indisponibili a un'idea di questa natura. Io direi, come dire, che su tutto questo noi dobbiamo, e su questo suggerisco, concentrarci oggi e meglio su quello che funziona meno,
dando slancio e anche nella nostra narrazione valorizzando il ruolo che il sistema pubblico dei servizi ha avuto non solo in questa fase ma anche nelle fasi precedenti, e valorizzando il tema, perché l'altro elemento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che poi vedrà anche dei decreti, voglio dire, che mi preoccupa, è che serve oggettivamente anche, se volete, una discussione forte e radicale da parte nostra, perché temo che dentro alla rivisitazione della riforma sulla concorrenza, anziché restringere i campi della concorrenza, si ulteriormente allargheranno, mettendo a concorrenza cose che dovrebbero, come dire, non essere messe a concorrenza, a partire dal diritto alla salute, dal diritto all'istruzione, dal diritto ai servizi educativi all'infanzia. Grazie. Grazie Ivan. Adesso darei la parola alla segretaria regionale della CISL, Cinzia Bonan, che ringrazio per la pazienza perché sono qui anche loro dall'inizio di stamattina. Cinzia, ci sei? Sì, se mi sentite, saluto tutti gli amici che appunto stamattina mi hanno dato anche la possibilità di vedere un'analisi e una riflessione sulla terra politica importante. E saluto in particolar modo e ringrazio il segretario Paolo Righetti che ho avuto modo insomma di conoscere in questi ultimi mesi e di apprezzarlo anche nelle modalità con le quali stiamo tentando appunto di portare avanti, facendo sintesi poi delle esigenze che sono diverse, no? Perché chi rappresenta gli anziani, chi rappresenta i lavoratori, chi rappresenta il sistema ha sicuramente esigenze diverse, ma partono tutti da un bisogno che è quello di vivere in un territorio dove nel momento in cui dove si lavora tanto e come ho detto insomma conosciamo bene anche lo straordinario come lavoro, però dall'altro canto vogliamo anche nel momento in cui abbiamo bisogno avere un contesto che ci garantisce appunto una qualità sociosanitaria a tutti i livelli. Io credo che abbiamo scritto e riscritto le modalità con le quali vorremmo interloquire con non solo la Regione ma con tutti gli attori che appunto in questa fase hanno avuto la possibilità di interrogarsi fortemente sul nostro sistema, perché ricordo anche che è da decenni che come sindacato stiamo dicendo che le continue riforme, se non vengono fatte in maniera complessiva, lasciavano dei vuoti, così come poi si è dimostrato soprattutto a livello territoriale. Perché è ovvio che la riforma deve essere portata avanti in maniera totale e complessiva. Il legame tra territorio e ospedalizzazione appunto deve essere rafforzato, ma non solo per dare risposte ai bisogni emersi in questa pandemia, ma a quelli appunto che andiamo incontro. Come sapete, insomma, i ritardi delle liste d'attesa per visite e interventi chirurgici specialistici sono molte e quindi insomma abbiamo un arretrato, abbiamo una situazione nelle case di riposo che è al collasso. Voi sapete che anche stamattina sono sui giornali, sono state avanzate da parte di strutture presidiate da Unipa richieste proprio al Presidente del Consiglio Mario Draghi, perché la sofferenza del personale comincia a essere estrema e rischia di mettere in discussione anche appunto tutto quello che adesso ci stiamo dicendo, ovvero gestire gli ospiti con la sicurezza necessaria per considerare appunto che le strutture siano strutture che fanno vivere le persone con la dignità che non solo meritano ma che anche pagano per.
per avere. E quindi rispetto a questo, insomma, credo che il lavoro che abbiamo davanti è tanto. Questa occasione di studio fatta da voi, pertanto, è un'occasione che beneficia a tutti noi, perché sicuramente sono dei dati molto importanti, e pertanto ringrazio anche il professor Ebba per questo suo studio, perché ci rendono appunto la fotografia sulla quale e con la quale dobbiamo partire. Dobbiamo partire dalle risposte a un sistema che deve appunto trovare risorse in primis umane, professionali, e per cui su questo la necessità di rivedere anche tutto il sistema assistenziale, non solo medico. Mi collego all'intervento fatto dall'amico trevigiano come me, Ivan Bernini, che ci conosciamo insomma, proprio da ragazzi, perché appunto anche tutto il sistema dell'assistenza bisogna di essere rivisto per non cadere, come ha ben detto la segretaria dei pensionati Elena, nel fai da te che porta le famiglie all'interno delle loro case, appunto poi una gestione veramente approssimativa e che crea a sua volta non solo problemi, ma come sappiamo anche quel clima, che non dimentichiamoci perché è sempre un fantasma che sempre ci accompagna, no? Quel clima di tensioni contro le istituzioni che portano poi a far scelte estreme che non aiutano nessuno, no? Perché poi il malcontento del servizio istituzionale è ovvio che ha sempre portato a fare delle scelte estreme sul fronte politico, e noi non lo vogliamo assolutamente, insomma, perché ricordiamoci anche questo male che si è un po' assopito in questa fase, perché ne avevamo altri più importanti, però lo abbiamo sempre da governare. Quindi, ritornando al dunque, ho apprezzato il lavoro fatto in maniera unitaria negli ultimi mesi di tentare di spingere, pertanto di fare un osservatorio regionale dove tutte le parti portatori di interessi, e siamo veramente tanti perché c'è la politica, c'è il pubblico, c'è il privato, c'è il terzo settore che è un elemento che fa la differenza, e lo sappiamo quanto l'abbia fatta anche in questa fase, che devono cominciare appunto a ragionare su come andare a, e chiudo, risolvere, torno a ripetere, i nuovi problemi che si sono acuiti rispetto alla situazione che avevamo precedente, che non vuol dire che non abbiamo condizioni migliori di altre regioni, ma ancora molto lontane, come abbiamo visto, dagli obiettivi, no, che insieme ci siamo dati. E dall'altro canto sicuramente definire anche come trovare le risorse necessarie perché questo avvenga, perché le due cose appunto devono andare parimenti. Io credo che questa, insomma, come tutte le crisi, apre un'opportunità storica. È stato ben detto anche dall'assessore, prima di case di riposo, di sistema sociosanitario, si parlava solo tra addetti, non era un tema insomma, che faceva in qualche modo insomma, curiosità ai molti, se non ai diretti interessati. Oggi non solo è diventato un tema all'attenzione di tutti, ma accompagnato anche dai dati preoccupanti di quelli che saranno appunto le situazioni demografiche in Veneto nei prossimi 30 anni, io credo che sia anche appunto un elemento e un treno che ci permette di definire cosa sarà il futuro del sistema sociosanitario in Veneto, e non credo, viste le opportunità date dal piano nazionale e poi regionale di ripresa e resilienza, che ne avremo altri, e quindi oggi è il tempo del lavoro, e questo insomma l'invito che faccio a tutti noi è di continuare a lavorare appunto con queste caratteristiche di unitarietà e di obiettivi comuni, in maniera tale appunto da stringersi insieme e tentare di portare avanti anche un cambiamento, perché
Insomma, abbiamo cambiato tanti governi e poi anche oggi per l'ennesima volta quello che emerge è che non riusciamo a cambiare leggi che ormai sono nate obsolete a distanza di 20 anni, ulteriormente obsolete, e però sono ancora là che ci mettono tutti i vincoli e i cavilli per poter fare quel passaggio necessario al miglioramento di tutti. Grazie a tutti e buon continuamento di lavoro. Grazie Cinzia, con cui abbiamo lavorato a lungo tempo a Treviso, ci siamo ritrovate qui con piacere e continueremo a lavorare. Grazie. Darei la parola adesso per l'ultimo intervento, l'ultimo contributo al segretario regionale della UIL, Mario Ragno. Prego Mario. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio soprattutto Paolo, che ormai è un po' di anni per l'invito, che lavoriamo insieme da un po' di anni e che mi permetto di dire che oltre a un bravo sindacalista è una persona di una educazione speciale, proprio una grande persona Paolo. Grazie Paolo. Allora, veniamo a noi. Allora, fino a un po' di tempo fa, diciamo la prima fase del lockdown, io ero molto ottimista che questo paese, insieme ad altri paesi, potesse cambiare veramente, che la pandemia ci potesse aver insegnato qualcosa. Io che sono un ottimista di natura, oggi sono molto più scettico. Sono molto più scettico perché mi sembra che passata la grande paura si torni a pensare come prima, per cui un paese assolutamente non per vecchi e un paese non assolutamente non per bimbi. Si vedono le scelte che vengono fatte o che non vengono fatte. Il passato vediamo di essere un po' ottimisti o di metterci qualcosa o di ragionare. Gli interventi di oggi sono condivisibili tutti al 100%. La sanità è stata bastonata e il sociale è bastonato nel nostro per gli ultimi 10 anni, taglie, non mi ricordo le cifre, ma mi pare intorno ai 38-39 miliardi di tagli. Quindi cose pazzesche. Adesso vedremo se questo bellissimo piano, il PNRR, sarà in grado di fare qualcosa, di integrare il sociale e sanitario, ma anche prima il professor Rebba aveva qualche dubbio, no? Quando parlava missione 5 e missione 6 dell'integrazione del sanitario e il sociale. Però vedremo, bisogna essere un po' ottimisti. Vedremo come sarà potenziata la medicina al territorio. Noi in Veneto siamo andati un pochino meglio rispetto agli altri, ma è un po' come l'esame all'università. Se quello prima di te vale poco, fa un brutto esame, tu fai un figurone. Se quello prima di te fa un esame eccezionale, tu fai una figuraccia. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere la Lombardia di fianco, no? Per cui guardando la Lombardia noi abbiamo fatto un figurone grandissimo, eccezionale, perché bene o male si parla sempre del Lombardo-Veneto. Questo forse è stato perché effettivamente le scelte fatte in Lombardia a un certo punto, che stavano iniziando a correre anche nel Veneto, si sono fermate, per fortuna, per vicende giudiziarie non del Veneto ma della Lombardia. Per cui qualcosina di meglio. Tornando a noi, tornando al territorio. In questo periodo le USCA, ad esempio, hanno avuto un grande ruolo, ma non sono state assolutamente sufficienti per dare le risposte che dovevano dare. Le medicine di gruppo integrate sappiamo, Macchia e Leopardo, alcune parti, al di là di quelle che ci sono e non ci sono, ma in alcune parti hanno funzionato, in altre si sono messi assieme per prendere i finanziamenti, punto. Non sono vere medicine integrate. Poi, come diceva anche l'assessore Donini, qui bisogna far funzionare le cose 24 ore se vogliamo che le cose funzionino bene, se no sono altre cose, saltando un po' e quindi toccando più punti, Draghi dice che la casa deve essere il luogo di cura. Forse Draghi non so cosa intendesse, perché se intendesse quello che era una volta la società nostra italiana, per cui si abitava in campagna e c'erano 18 famiglie all'interno, quindi era tantissimo, per cui c'era sempre qualcuno che in veneziano si dice rancurava il vecio. Questa situazione ormai è completamente cambiata. Siamo già fortunati quando abbiamo un figlio, e io che ne ho uno spero di non lasciargli un fardello di dover star dietro a un vecchio rompiscatole come me, e quindi vedremo.
Per cui se non ci sarà una vera spinta per far funzionare le case della comunità, il potenziamento dell'assistenza domiciliare, gli ospedali comunitari, non andremo da una parte. Ma questo è il libro dei sogni, no? Alcune cose le vediamo con delle criticità che tutti hanno segnalato. Ma la domanda sorge spontanea: con che personale verrà fatto? Perché giustamente Ivan prima lo diceva, con che personale verrà fatto? Noi potremmo avere anche una bellissima Ferrari, ma se non hai chi la guida la Ferrari resta in garage e diventa una marcia. E il personale oggi non c'è. La programmazione fatta negli anni ante-Covid è fallita, è stata sbagliata, era sbagliata ante-Covid. Quindi se non c'è un cambio di passo vero lì, quindi la politica, le istituzioni, l'università, se non cambia lì intanto il primo passo lì, per cui dire bene, vediamo se riusciamo intanto ad aprire, allargare le maglie che possono partecipare più persone, e quella è la prima cosa da fare. La seconda cosa, rendiamo queste professioni più attraenti. Ronaldo, o gli dai la grana o va da un'altra parte. Giustamente gli operatori, se lavorano nelle case di riposo, dove hanno contratti pagati peggio, se poi sono nel privato hanno anche meno diritti, non privilegi, diritti. Mi spiegate perché dovrebbero star lì? Già il numero totale è insufficiente. Se qualcuno mi spiega perché dovrebbero stare lì, qualcuno ci può anche stare perché magari ha l'indole del missionario, ma altrimenti giustamente ognuno cerca di migliorare la propria situazione lavorativa, economica e quant'altro. Per cui se non si lavora su questi fronti possiamo fare possiamo fare progetti meravigliosi, ma manca il motore, è la macchina senza motore, è la macchina senza autista, facciamo le metafore che vogliamo, ma questa è la ragione. Poi, e non può essere una soluzione la terza S sugli OS che si era inventata la Regione Veneto, oltretutto facendo pagare i corsi alle persone. Non può essere, nemmeno in emergenza. E allora bisogna ragionare, bisogna pensare al futuro. Prima Donini ha detto una cosa grande, anche se ci fa star male, nel senso che se ragioniamo a mente fredda e da persone razionali, ci preoccupa moltissimo che quello che sarà il futuro, la resistenza agli antibiotici. Cioè, cominciamo a ragionare oggi cosa servirà, che strutture, gli studi e quant'altro, o aspettiamo che, tra virgolette, ci sia la pandemia da resistenza agli antibiotici? Perché non vediamo niente, non si vede niente oggi che vada in quella direzione. Pensiamo di essere stati sfigati, che la Cina ci ha appestato questa volta e non succederà mai più? Non lo so. Se vogliamo credere sempre alle fiabe, vissero tutti felici e contenti, per l'amor del cielo. Si può tranquillamente pensare che sia così, ma non sempre finisce così. Ci sono anche favole che finiscono diversamente. E allora io credo che tutti, ognuno per il proprio ruolo, debba pressare, ma pressare fortemente la politica, le istituzioni, l'Europa, perché effettivamente dobbiamo fare quel salto di qualità che oggi ancora non si vede. Adesso mettono un po' di soldini, speriamo che non sia per foraggiare magari il privato invece che far crescere il pubblico. Speriamo che possano diventare momenti di crescita per cui che poi si stabilizzino, perché una volta messi, quando finiscono, poi se non hai fatto lo sviluppo che dovevi fare, come fai a mantenerli? Torniamo indietro? Smantelliamo? Cattedrali nel deserto? Cosa facciamo? Per cui io cerco lo stesso di essere ottimista, cercherò nel mio piccolo di fare la mia parte. Spero di essere smentito dai fatti, nel senso di essere troppo realista, e quindi che i fatti mi smentiscano. Sarò felicissimo, anche perché l'età avanza, non sono più giovincello neppure io, per l'amor del cielo. Fortunatamente al momento non ho bisogno di grandi cose, però arriverà il giorno anche per me che avrò bisogno, e quindi egoisticamente cerco di lavorare anche per me. Un saluto a tutti, grazie dell'invito.
Grazie Mario. Adesso darò la parola a Rossana Dettori, segretaria nazionale della CGIL, per l'intervento conclusivo. Vi informo anche che il professor Rebba ci ha messo a disposizione le slide di stamattina, per cui prossimamente ve le invieremo. Grazie professore. Prego Rossana. Grazie. Intanto inizio facendovi i complimenti. Avete messo in piedi davvero una bella iniziativa con contributi importanti, una relazione di Paolo che ha davvero provato a toccare tutti i temi che attengono alla sanità, al sociale, in una visione che non è soltanto del Veneto, ma provandola a inquadrare in una visione più generale. Quindi davvero gli interventi dopo tutti molto interessanti, e ringrazio anche Cisle Will per i loro interventi, e soprattutto perché, come state facendo voi in Veneto, anche noi nazionalmente abbiamo un ottimo rapporto, e abbiamo costruito insieme unitariamente le piattaforme che dal 2018, quindi non è da ieri, portiamo avanti con i temi che oggi la pandemia ha messo in evidenza. Lo dico perché, l'avete detto in molti, noi parliamo di sanità, di sottofinanziamento del sistema del Servizio Sanitario Nazionale da tanto tempo, e già nel 2018 facemmo una piattaforma che rivendicava più finanziamenti sia per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi il Fondo Nazionale, sia per quella che per noi, che oggi tutti riconoscono essere la vera emergenza, che è il potenziamento della sanità territoriale, della presa in carico dei cittadini a partire dalla prossimità, e quindi un'idea un po' diversa di che cos'è la salute nel nostro paese. Lo dico perché in questi mesi in cui stiamo discutendo molto col governo, spesso a distanza più che intorno a un tavolo di confronto, noi abbiamo rivendicato di poter essere coinvolti per incidere anche nell'utilizzo di tutte le risorse del PNRR, perché come sapete sono 6 i filoni di intervento del PNRR, per la discussione che facciamo oggi riguarda in maniera particolare una parte della missione 5, perché quella che afferisce all'integrazione sociosanitaria è la missione 6. Vorrei dire che la missione 5 ha anche una trasversalità maggiore, che è quella che riguarda l'occupazione dei giovani e delle donne, che anche nella discussione che stiamo facendo oggi non è indifferente. Noi abbiamo posto un po' di criticità sul PNRR. Come sapete, all'inizio unitariamente noi eravamo perché si utilizzassero anche le risorse del MES, proprio perché recuperare 38 miliardi di tagli al Servizio Sanitario Nazionale, eravamo consapevoli che non sarebbero state sufficienti soltanto le risorse del PNRR, ed avevamo auspicato che il governo accedesse anche alle risorse del MES. Poi sapete tutti che questo non è accaduto, e quindi quelle risorse che potevano già essere utilizzate non ci sono, ed è evidente che essendo soltanto l'8% il finanziamento del PNRR sul Servizio Sanitario Nazionale, su quel pezzetto di integrazione sociosanitaria, continuiamo a ribadire che sono insufficienti le risorse messe in campo oggi. Abbiamo bisogno di interventi strutturali che devono avvenire attraverso il finanziamento nazionale verso il Servizio Sanitario Nazionale, per dare 2 risposte concrete e immediate. Uno, che è il potenziamento complessivo del servizio sanitario e dell'integrazione sociosanitaria. Guardate, parliamo tutti dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi oltre alla necessità di definirli, qui abbiamo la necessità di finanziarli quei livelli, perché non è sufficiente dire quali sono, come per i LEA, i livelli che devono essere garantiti a tutti i cittadini sulle prestazioni sociali, perché a fianco bisogna definirne le risorse economiche, perché poi quei livelli essenziali delle prestazioni siano esigibili davvero dai cittadini. E siccome voi, ma io che per lungo tempo mi sono occupata di sanità sia come categoria e oggi in Confederazione, sappiamo bene che è necessario finanziare i livelli essenziali sanitari, i LEA,
però a fianco a questo bisogna avere le risorse certe perché questi camminino, se no, come abbiamo visto nella pandemia, abbiamo molte delle prestazioni sanitarie a cui i cittadini non riescono ad accedere perché o non sono garantite in maniera universale a tutti i cittadini, quindi in ogni luogo, che non è soltanto un luogo fra le regioni, è anche dentro le regioni, perché poi noi ci soffermiamo spesso sull'aspetto del divario nord-sud, ma credo che la pandemia ha messo in evidenza anche il divario che c'è all'interno delle stesse regioni, e anche voi in Veneto avete visto territori che hanno funzionato meglio e sono stati in grado di intervenire meglio rispetto ad altri territori, perché il sistema sanitario non è omogeneo in tutte le sue prestazioni. Quindi noi abbiamo bisogno, e questo continuiamo a rivendicare, che nella legge di stabilità siano aumentate, quindi non accettiamo che resti invariato il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema riguarda, qui l'hanno ripreso in molti, l'ha ripreso anche, oggi quei nomi sono più strana delle altre volte, il segretario generale della funzione pubblica del Veneto. La questione del personale è dirimente, perché se ha retto, e appunto ha davvero retto nella pandemia, poi non bisogna chiamarli eroi, hanno svolto il loro lavoro con la coscienza e la capacità che hanno sempre messo nello svolgere il loro lavoro. Questo non solo va riconosciuto rispetto al diritto a un salario più alto, perché anche questo va garantito ai lavoratori, ma soprattutto vanno fatti piani occupazionali veri, perché il PNRR finisce nel 2016 e quelle risorse non sono utilizzabili, nel 2017 scusate, non sono utilizzabili per la stabilizzazione del personale, perché quelle risorse devono essere utilizzate per aumentare i servizi, garantire, eccetera, eccetera. Quei servizi, se noi apriamo più case della salute, bisogna sapere che quelle case della salute poi bisogna mantenerle, e per mantenerle noi abbiamo bisogno di personale assunto a tempo indeterminato dentro il Servizio Sanitario Nazionale, perché ad oggi tutti i piani assunzionali, anche quelli previsti per il piano vaccinale, per tutto quello che abbiamo visto nella pandemia, sono tutti contratti a tempo determinato. Questo significa che dopo questa prima fase di emergenza, che spero finisca, però io in questo sono un po' prudente, non vorrei assolutamente andare incontro alle acautizzazioni del fenomeno, noi dobbiamo essere certi che il personale ci sia, perché il Servizio Sanitario Nazionale cammina sulle loro gambe, cammina su personale stabile, quindi assunto a tempo indeterminato, cammina su personale che ha diritto a una formazione continua, perché è vero che avremo tantissime trasformazioni anche sulle nuove patologie, nuove malattie, nuove resistenze. Noi abbiamo bisogno di un personale tutto, non per alcuni pezzi, ma dai medici agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ai biologi, a tutte le figure professionali che ruotano intorno al sistema, il personale sottoposto a formazione continua. Abbiamo bisogno di un intervento strutturale rispetto alle università. Cioè è davvero incredibile che non riusciamo a buttare giù quel sistema che prevede il numero chiuso davanti a un'emergenza di figure professionali che in questo paese è evidente ed è sotto gli occhi di tutti, con un problema drammatico di occupazione che appunto, soprattutto nel sistema sociosanitario, ha necessità di grandi numeri da immettere dentro, giovani, perché l'altro dato che conosciamo tutti è che i lavoratori e le lavoratrici del sistema sociosanitario sono tutti abbastanza avanti con l'età e quindi abbiamo bisogno davvero di immettere giovani, e questi giovani devono essere affiancati dagli operatori che oggi davvero hanno scommesso sulle loro capacità professionali, perché anche questo gli va riconosciuto. Quindi questi sono i due punti essenziali: finanziare il sistema e assumere personale stabile dentro il sistema. Credo che l'altra cosa che è faticosissima, che ci vede spesso in solitudine, è cominciare a ragionare sul medico di medicina generale,
guardate, o noi cominciamo a dire a gran voce che i medici di medicina generale devono diventare medici del Servizio Sanitario Nazionale e quindi cominciare a ragionare anche col Ministero della Salute del fatto che i medici di medicina generale devono essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, perché è chiaro che un meccanismo di convenzione ci pone in una situazione di dialogo con i medici di medicina generale che non sempre è facile, anzi alcune volte è complesso, l'abbiamo visto anche adesso con tutto il tema dei tamponi e dei vaccini, nel senso che tutto quello che si chiede di fare poi richiede ulteriori risorse rispetto a più prestazioni che chiediamo ai medici di medicina generale, ma al di là di questo, se vogliamo davvero far decollare la medicina territoriale, la presa in carico, chiamiamola come ci pare, la presa in carico dei cittadini nel territorio, noi abbiamo bisogno di medici che non scelgono volontariamente di stare in quei luoghi, ma che siano in quei luoghi perché uno dei punti fondamentali e di snodo di tenuta del sistema e della presa in carico. Quindi anche su questo credo che noi lo diciamo da tempo come organizzazioni sindacali, abbiamo anche, ci sono fatti anche qualche nemico ovviamente fra i medici di medicina generale, però penso che anche questo debba essere un tema affrontato con tutta la complessità che il tema pone, quindi non sto pensando che gli attuali medici convenzionati vengano, però cominciare a ragionare che sulle nuove assunzioni si possa provare a dire che li assume direttamente il Servizio Sanitario Nazionale e che rispondono nella loro capacità, nella loro modalità al servizio dovrebbe essere indispensabile, oltre anche qua ragionare su nuove assunzioni, perché anche nei medici di medicina generale abbiamo grandi carenze, c'è poca formazione all'università e soprattutto sono anche loro abbastanza avanti con l'età, quindi abbiamo davvero bisogno di investire da questo punto di vista anche sulla loro sulla figura professionale dei medici di medicina generale, così come non mi ricordo chi l'ha trattato, abbiamo bisogno di capire insieme come tutto il sistema delle farmacie entra, in che modo entra dentro alla pianificazione sanitaria territoriale. Anche qua dirlo è una cosa, praticarlo è un po' più complicato e quindi credo che sarebbe molto utile che tra tutti i livelli istituzionali, e in questo caso ovviamente bisogna chiamare in causa anche gli enti locali, i comuni, perché abbiamo davvero ancora moltissime farmacie comunali, per capire come governo, ministero, regioni, enti locali agiscano insieme con un'unità di intenti per il potenziamento del sistema salute. Lo ribadisco, noi abbiamo bisogno di potenziare il sistema salute, noi dobbiamo uscire da un'idea di cura in cui è centrato molto del nostro sistema e passare, come dicevo prima, a un'idea di salute, perché dobbiamo potenziare il sistema con le due gambe molto, ma molto residuali oggi nel sistema, che sono la prevenzione e la riabilitazione. Perché credo che saremo chiamati tutti a ragionare fra un po' del dramma, oltre che del dramma Covid in quanto tale, di quello che ha determinato rispetto al resto, alle condizioni di salute dei cittadini e delle cittadine nel nostro paese, perché sono state sospese tantissime prestazioni, sono state sospese quasi ovunque tutte le visite di prevenzione, pensate a tutti gli screening oncologici che la maggior parte dei servizi sanitari regionali hanno sospeso, che si era molto concentrati nel contenere il dramma Covid, tutto il sistema di abilitazione ci è andato in tilt, perché in parte per gli accessi, in parte per i vincoli che sono stati posti dalla necessità di non far espandere la pandemia, ma soprattutto perché nel nostro paese manca la gamba pubblica rispetto alla riabilitazione. E siccome possiamo parlare di integrazione, di come mettiamo insieme il sistema pubblico e il sistema privato, sappiamo tutti che prevenzione e riabilitazione sono due modelli che da una parte uno è delegato tutto al pubblico, che è la prevenzione, perché non c'è guadagno, dall'altro il pubblico ha abbandonato da tempo, da lungo tempo, tutta la presa in carico del pezzo della riabilitazione. Sappiamo tutti che quello è un pezzo garantito quasi esclusivamente dal sistema
sanitario privato. Non sto facendo un attacco al privato, io penso che serva una buona integrazione pubblico e privato, serva soprattutto che si riveda tutto il sistema di accreditamenti che Ministero e Regioni fanno rispetto al sistema privato, dando vincoli che siano sulla qualità, sulla garanzia della qualità della prestazione, sull'appropriatezza della prestazione. Dovremmo tornare anche noi a ragionare su alcuni termini che in qualche maniera abbiamo in questo momento, ma non per colpa nostra, perché la pandemia ci ha posto tutti di fronte ad alcune necessità, e anche sulle dotazioni organiche e sulla qualità dei contratti del personale. Su questo, apro e chiudo parentesi, è una battaglia che da anni unitariamente CGIL e CISL delle categorie, poi sostenuti dalle confederazioni, continuano a ribadire la necessità di un unico contratto di riferimento, perché una volta che gli sottraiamo il risparmio del costo del lavoro sul personale, sulla qualità e sulle competenze si gioca alla pari, non perché appunto la competizione è sul costo minore dei lavoratori. Dopodiché, lo ribadiamo da secoli, stesso lavoro, stesso salario. Credo che qui serva un impegno delle confederazioni e di sostegno alle categorie, perché questo sia davvero un obiettivo da portare a casa, forti soprattutto di questa esperienza drammatica che stiamo vivendo. Cosa dovremmo fare ora? Perché oltre ad aver ribadito che sono insufficienti le risorse, noi abbiamo bisogno che comunque le risorse messe a disposizione vengano ben utilizzate. Da questo punto di vista abbiamo davvero la necessità che le istituzioni dialoghino fra di loro. Guardate, io ho sentito bene l'assessora del Veneto e l'assessore dell'Emilia Romagna. Io credo che abbiamo bisogno di rendere concrete alcune affermazioni che vengono fatte. Abbiamo bisogno di avere nelle regioni tavoli di confronto e di contrattazione. Guarda, noi non possiamo soltanto confrontarci, abbiamo bisogno che le regioni aprano tavoli di contrattazione con le organizzazioni sindacali, perché quando arrivano le risorse a voi bisogna essere insieme per ragionare su come utilizzarle, come investirle e cosa potenziare. E che chi più delle organizzazioni sindacali che rappresentano lavoratori e cittadini sono in grado di dare una mano, perché non è un problema di conflitto, è un problema di collaborazione, di fattività rispetto alla progettualità che nei territori si mette in campo. Una cosa che noi rivendichiamo nazionalmente, che dobbiamo dire che anche col governo non c'è questo dialogo così. Stiamo infatti, come sapete, ragionando unitariamente anche di che tipo di mobilitazione mettere in campo proprio per portare a casa obiettivi di buon utilizzo delle risorse. Ma questa ricaduta avviene soprattutto, come si dice volgarmente, quando i soldi arrivano a terra. La terra siete voi, il luogo dove i soldi arrivano siete voi, e quindi avete necessità non di promesse che gli assessori possono fare, di aprire tavoli permanenti. Abbiamo bisogno di avere certezza matematica da oggi che a livello regionale ci sia un confronto serrato con le organizzazioni sindacali, che deve vedere coinvolte anche le organizzazioni sindacali delle categorie, perché noi dobbiamo davvero tenere insieme il tema dei diritti dei cittadini complessivamente intesi insieme al diritto dei lavoratori, perché l'altra cosa che noi abbiamo denunciato con evidenza è che nel PNRR la cosa che manca è un vero piano per lo sviluppo dell'occupazione. Continua a mancare un piano nazionale per l'occupazione che vale per tutti e vale ovviamente anche per tutto il sistema sociosanitario. Allora, su questo noi non possiamo essere tentennanti, dobbiamo dire, abbiamo la necessità, e su questo non torno perché anche le cose che ha detto il professor Reba, non mi ricordo, spiegandoci la ricerca, rendendoci edotti di tutti i dati che oggi ci ha proposto, rende evidente che le cose da fare sono tante, ma soprattutto vanno concretizzate, vanno tradotte in pratiche. Quindi quali sono le pratiche che noi vogliamo mettere in campo per garantire diritti sociali e diritti
sanitari nei territori. Quindi da questo punto di vista credo che la forza, soprattutto di pretenderlo unitariamente, e quindi CGIL, CISL e UIL nei confronti della Regione e dell'assessorato alla sanità, rivendicare da subito l'inizio di un confronto partendo, lo diceva qualcuno prima, da ciò che ha funzionato e da ciò che non ha funzionato, perché le buone pratiche sono utili per far partire e far funzionare ciò che non ha funzionato, perché non è che nel Servizio Sanitario Nazionale partiamo da zero, è l'esperienza che anche i lavoratori hanno maturato in questa fase, è molto utile per provare a dire come far funzionare il sistema e come utilizzare buone pratiche che si sono adottate per rendere efficiente il sistema verso tutti i cittadini e le cittadine del territorio, perché anche nei singoli territori vanno ridotte le disuguaglianze, perché l'altra cosa che ha messo in evidenza, questo vale per tutti gli aspetti dei diritti in questo paese, sono le forti disuguaglianze che esistono, perché esistono sul Servizio Sanitario Nazionale, esistono sulla presa in carico sociale. Io ho salutato con molta gioia il fatto che al Ministero del Lavoro si è insediata una commissione che spero faccia un po' da contraltare alla commissione Paglia, la cui presidente della commissione è Livia Turco, proprio sui temi dell'invecchiamento attivo, della non autosufficienza, perché finalmente anche i due ministeri hanno capito che bisogna collaborare e mettere insieme le politiche sociali e le politiche sanitarie. Quindi noi oggi di opportunità ne abbiamo, le dobbiamo vivere, dobbiamo farle vivere fra le persone, perché l'altra cosa che non ci possiamo assolutamente permettere è di non coinvolgere lavoratori, lavoratrici, cittadine e cittadine negli obiettivi che ci diamo di rilancio del paese, perché se diciamo che dalla pandemia ne dobbiamo uscire diversi e migliori, e in questo spero di smentire il segretario generale della UIL che è pessimista, ma forse insieme ce la possiamo fare anche a determinare regole diverse e obiettivi diversi da quelli che hanno governato sino ad ora, lo dobbiamo fare insieme dal punto di vista unitario, ma con un forte coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine. E guardate, l'iniziativa che facciamo domani come CGIL, questa soltanto come organizzazione sindacale, di confronto con tutte le associazioni nazionali che intorno al tema del PNRR si stanno muovendo, ha come obiettivo quello proprio di provare a costruire un'unità di intenti rispetto agli obiettivi che ci diamo, perché è fondamentale avere una forza, un'idea che tenga insieme tutti rispetto a che cosa significa uscirne diversi da questa tragica esperienza della pandemia. E un'altra cosa che senza ombra di dubbio dobbiamo avere tutti chiari è che noi dobbiamo rafforzare il sistema sanitario nazionale, ma dobbiamo lavorare in sinergia con l'Europa e col mondo, perché la vicenda vaccini ci insegna che da soli non ne usciamo. Cioè noi possiamo anche vaccinare tutti gli italiani e finalmente, dico finalmente, il piano vaccinale sta partendo per tutti e prova a costruire quella che noi abbiamo, che si chiama volgarmente immunità di gregge. Ma guardate, se questo non avviene in tutto il resto dell'Europa e in tutto il resto del mondo, noi non siamo in sicurezza. Ed è per questo che dobbiamo, e anche questo l'abbiamo fatto unitariamente, ribadire che vanno sospesi i vincoli legati alla proprietà intellettuale dei farmaci. Vale, guardate, per il vaccino, ma vale anche per i farmaci per curare il Covid, perché se noi non curiamo tutta la popolazione mondiale, a partire dai territori che sono più poveri, che hanno, pensate, tutto quello, il dramma che sta succedendo in Sudafrica, ne sappiamo poco, perché poi ci siamo molto concentrati su quello che è successo in Europa, ma nel mondo sta davvero succedendo e si continua a morire come si moriva da noi un anno fa. O noi riusciamo a intervenire complessivamente in maniera solidaristica con tutto il resto del mondo, oppure siamo messi in sicurezza per un po'
e non sappiamo quanto dura la nostra sicurezza. Vale oggi per il Covid, non sappiamo, e anche questo dal punto di vista ambientale, moltissimi ci lanciano l'allarme dei rischi che possiamo correre anche di nuovo altre volte rispetto ad altre forme e ad altre pandemie. Quindi abbiamo bisogno di costruire davvero intorno al sistema di sicurezza sanitaria alleanze con l'Europa e col mondo complessivamente, perché questo significa davvero provare a cambiare le sorti economiche e sociali non soltanto dell'Europa ma dell'Italia, ma del mondo, scusate. L'altro tema che noi abbiamo messo al centro, e mi sto avviando alla conclusione, che noi abbiamo messo al centro rispetto alle rivendicazioni, è il tema che da tantissimo tempo discutiamo, che è quello dell'invecchiamento attivo della non autosufficienza. Guardate, oltre a dire bene, per fortuna nel PNRR è scritto con chiarezza che bisogna fare la legge sulla non autosufficienza. Anche qua noi vorremmo capire, abbiamo chiesto, stiamo facendo gli incontri con i gruppi parlamentari, anche questo unitariamente insieme ai sindacati dei pensionati, perché noi pensiamo che la legge sulla non autosufficienza debba essere portata in discussione nel Parlamento quest'anno, non rinviata. Va attivato in maniera immediatamente il percorso per la definizione della legge. Ma oltre alla legge sulla non autosufficienza, alle richieste che noi abbiamo già fatto rispetto agli obiettivi che con quella legge ci diamo, e soprattutto al meccanismo di finanziamento di quella legge, perché deve essere finanziata dal sistema, dalla fiscalità generale. Non è che possiamo pensare che esista un altro sistema per finanziare la legge. Noi abbiamo bisogno di capire insieme, quando parliamo di invecchiamento attivo e di quando parliamo di lasciare le persone il più possibile in casa, di che cosa parliamo. Perché lasciarle in casa è un obiettivo, come è l'altro obiettivo che ci dobbiamo porre. E qui non è sufficiente pensare che aumentiamo le ore di assistenza domiciliare, è indispensabile, perché siamo il paese più europeo che ha meno assistenza domiciliare rispetto alle fragilità. Ne abbiamo 2 ore mediamente, e quindi il nulla, ed è chiaro che è tutto a carico delle famiglie. Ma una cosa è dire che abbiamo bisogno di capire come ci muoviamo sul caregiver, o che tipo di soluzioni ci diamo rispetto alle assistenti familiari, perché il termine badante è offensivo per loro, ma lo è anche per gli anziani in casa o per i disabili, perché non è un problema di badanza, è un problema di presa in carico e di buone risposte ai bisogni di quei cittadini nelle case. Il problema è che noi dobbiamo garantire una continuità assistenziale H24 in casa alle persone, con un potenziamento e un utilizzo di più figure professionali nel territorio, perché rispetto alle fragilità non è sufficiente medico e infermiere. Noi abbiamo bisogno di un assistente sociale che definisca bisogni e priorità delle figure delle persone. Abbiamo bisogno di enti locali che integrano i sistemi e abbiamo bisogno di strutture di prossimità in cui l'anziano o il fragile, che non può momentaneamente stare nella sua casa, possa essere trasferito, che non sono le attuali RSA, perché le attuali RSA, ci può piacere o non piacere, sono luoghi che hanno istituzionalizzato gli anziani. Non si può vedere una casa, un RSA di 200 e passa posti letto come abbiamo visto in Lombardia. Sono la ricostituzione in termini diversi, ovviamente, dei vecchi manicomi di cui tutti abbiamo memoria, per di più con col Covid, che il Covid ha messo in evidenza l'isolamento di quelle persone, la non capacità di quelle strutture di intervenire per comunque definire una socialità. E anche qua molto è stato legato alla volontà del personale. Tutto quello che abbiamo visto degli anziani che parlavano con la famiglia attraverso l'iPad, guardate, è stato davvero grazie alla volontà del personale sanitario complessivamente in quelle strutture, che ha capito che un altro dei bisogni che tiene in vita quelle persone era non interrompergli la relazione col mondo esterno. Ed è per questo che noi continuiamo a dire che bisogna curare le persone il più possibile a casa o in prossimità nel loro territorio.
perché anche questa è una maniera diversa di vivere e di provare a ragionare quando diciamo che vanno superate le attuali RSA. Non stiamo dicendo che vanno chiuse definitivamente, o stiamo dicendo che vanno pensate in maniera completamente diversa. E anche qua con un'integrazione pubblica e un controllo pubblico molto forte. Finisco ribadendo un principio che ci è sacro, che la nostra organizzazione in maniera particolare è sacro. Guardate, il servizio sanitario e il servizio sociale non può che essere pubblico, perché soltanto il governo pubblico ha il compito, dovere e obbligo di garantire i diritti ai cittadini che sono scritti nella nostra Costituzione, e tutto il resto deve essere integrativo. Vale per la sanità privata, vale per il terzo settore, a cui vi pregherei di porre molta attenzione, perché nel PNRR il terzo settore entra, ed entra anche in maniera molto importante. Non scordiamoci però che c'è stata una riforma di quel terzo settore che fa diventare quel mondo impresa sociale, quindi non pensiamo al terzo settore come alle buone cooperative, cominciamo a pensare che il terzo settore sta sviluppando modelli e meccanismi che sono davvero di impresa sociale, che entra in competizione con il resto del privato, ma che, guardate, si pone anche in competizione col pubblico. Allora noi dobbiamo dire integrazione, 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 ed entrare in relazione col terzo settore e col mondo privato in un'idea di governo pubblico e di integrazione dove è necessario di questi soggetti rispetto alla garanzia dei diritti. Credo che se riusciamo a fare questo ce la dobbiamo fare. Noi vinceremo questa volta una prima piccola battaglia, che è quella del potenziamento dei servizi pubblici, che riguardano tutte le fasce di età, che riguardano il sociale e la sanità, ma che riguardano soprattutto un tema fondamentale, che è come mantenere le persone in salute, e quindi come intorno al tema sanità e sociale ruota il tema dell'ambiente, dell'inquinamento, dell'alimentazione, perché anche questi sono elementi fondamentali per la tenuta in salute delle cittadine e dei cittadini. Grazie davvero e buon lavoro a tutti e a tutti voi. Grazie Rossana, e grazie a tutti per la pazienza e la partecipazione, e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao.